Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Pieve di Soligo nell'Auditorium Battistella Moccia. Turismo religioso, cultura, promozione e sviluppo per le nostre comunità. Le diocesi di Vittorio Veneto e Belluno Feltre in dialogo con la società, l'economia e le istituzioni. Comincia così, ripetendo e rinnovando il titolo di questo nostro momento pubblico, questo nostro convegno, questo pomeriggio che abbiamo voluto insieme, le diocesi di Vittorio Veneto, le diocesi di Belluno Feltre, l'istituto, il neonato Istituto Diocesano Beato Toniolo e Via dei Santi, il centro Papa Luciani, Albino Luciani di Colcumano, il comitato turismo religioso Belluno Feltre Vittorio Veneto, con il contributo del Comune di Pieve di Soligo e con il patrocinio dell'Ufficio Nazionale della CEI per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport. Prima di dare avvio ai lavori abbiamo condiviso l'idea di un minuto di riflessione e di raccoglimento, perché nel 7 aprile, che ricorda, ahimè, il 7 aprile 44 del bombardamento di Treviso, quindi tante, oltre 1 migliaio di vittime innocenti, ci sono ancora giorni in cui la violenza miete vittime, tragedie, devastazioni. E allora per questo, insomma, ci fermiamo un minuto nel segno della pace e nel segno dell'auspicata giustizia per tutti. Grazie. Prima di dare avvio al nostro incontro ci sono i momenti dell'accoglienza e dei saluti istituzionali. Allora lo ringraziamo anche per il contributo che il Comune di Pieve dà a questa nostra iniziativa e diamo la parola a Stefano Soldan, sindaco di Pieve di Soligo, che fa anche il suo saluto come presidente dell'IPA, dell'intesa programmatica d'area Terre e Alta Marca Trevigiana. Grazie. Grazie Marco, un saluto a tutti voi e benvenuti a Pieve di Soligo. Arriva il mio saluto personale ma anche quella di tutta l'amministrazione, credo delle amministrazioni locali tutte rappresentate anche dalla figura dell'IPA. Un saluto a Sua Eccellenza, a tutti i relatori, a quanti in questa giornata ci apriranno una finestra su una possibilità, su un lavoro che in questi anni c'è stato e adesso sta portando i suoi primi importanti frutti. Investire oggi in turismo, investire oggi in percorsi che facciano del turismo anche religioso vuol dire creare occupazione. Io credo che l'impegno politico, l'impegno di tutti noi deve essere rivolto a questo aspetto che è non deve essere in secondo fine ma deve essere il primo fine, cioè creare occupazione da ciò che ci circonda, da ciò che abbiamo a disposizione perché è frutto del creato e quindi proprio perché è a disposizione deve diventare qualcosa di vendibile e di crescita collettiva. Un ringraziamento ancora ai relatori, a quanti si sono resi disponibili in questa giornata e a quanti anche economicamente, oltre al Comune, hanno sostenuto e quindi a tutti gli sponsor. Grazie a tutti e benvenuti a Pieve di Soligo. Grazie al Sindaco. Mentre saluto il Sindaco Soldan, salutiamo anche il Sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, e salutiamo anche l'assessore comunale al turismo di Pieve di Soligo, Francesca Trevisiol. Monsignor Giuseppe Nadale, l'arciprete di Pieve di Soligo, molto impegnato per la causa della beatificazione del Toniolo, oggi anche nella nuova veste di componente del Consiglio direttivo del neonato Istituto Diocesano Beato Toniolo. Molto volentieri prendo la parola adesso per porgere un saluto cordiale anzitutto ai vescovi e poi a tutte le autorità qui presenti. Vorrei dire solo 2 cose, se mi permettete. Anzitutto il grazie al nostro Vescovo e a tutti coloro che hanno fatto nascere il nuovo Istituto Diocesano Beato Toniolo, le Vie dei Santi, per dare un nuovo impulso a tutte le iniziative del turismo religioso che promuove anche cultura e sviluppo per le nostre comunità. Abbiamo accolto con un sospiro di sollievo questo progetto
che amplia quello che il Comitato Diocesano per la Beatificazione del Toniolo ha fatto nel passato sotto la guida di Don Massimo Magagnin e poi ultimamente con piccole iniziative che tale comitato ha cercato di continuare. Siamo molto contenti che il primo anello del turismo religioso parta proprio da qui, da Pieve di Soligo, dal Toniolo, che ha sempre insegnato i valori dello sviluppo della persona e della società, ispirandosi al Vangelo, e quindi questi valori presentati poi nella dottrina sociale della Chiesa. Questo primo anello, che parte da Pieve, cerchiamo che sia ben solido questa partenza, sperando che anche tutti gli altri anelli siano altrettanto solidi e portino bene a tutte le realtà. La seconda parola che devo dire è questa. Voglio assicurare l'impegno mio e della comunità parrocchiale nel continuare a diffondere la conoscenza e la devozione, avendo noi il privilegio di conservare nel nostro Duomo le reliquie del Beato. Cerchiamo di celebrare nel migliore dei modi le feste che ricordano la sua nascita, il 7 marzo, e la sua morte, il 7 ottobre. Estendiamo poi a 7 di ogni mese la celebrazione della Messa in suo onore, come lo faremo anche questa sera. Ma è soprattutto nei 33 giorni che intercorrono tra il 4 settembre, memoria liturgica, fino al 7 ottobre, giorno della sua nascita al cielo, che la devozione viene intensificata. In quei giorni, infatti, esponiamo l'urna sopra la tomba per la venerazione. Sempre chiediamo grazie per l'intercessione del Beato e segni di particolare importanza perché possa essere proclamato santo per tutta la Chiesa. Il nuovo istituto nasce proprio ora che è già tempo di pensare a iniziative per il prossimo anno nel quale ricorre i 100 anni dalla sua morte. Allora ecco, oltre alle grazie e alla dichiarazione della nostra piena disponibilità come parrocchia, estendo l'augurio di un buon lavoro a tutti coloro che a diversi motivi e diversi livelli sono qui coinvolti in questa bella avventura. Buon convegno oggi e anche buona Pasqua già. Grazie a Don Giuseppe. Don Brunone De Toffol è delegato vescovile e pastorale per il tempo libero, il turismo, lo sport e i pellegrinaggi. Grazie a Don Brunone, a lui la parola. Grazie Marco, anch'io saluto i vescovi e saluto tutti. Mi viene spontaneo dire questo, che in questi anni di cammino a livello triveneto, nella commissione pastorale del turismo, sport, pellegrinaggi, è cresciuto l'interesse, è cresciuto il lavoro insieme per quanto riguarda questi percorsi e poi è cresciuto anche nelle nostre diocesi. È cresciuto perché ci stiamo rendendo conto tutti che nelle nostre comunità, nelle comunità dove io sono passato e anche dove sono parroco attualmente, c'è davvero un patrimonio meraviglioso di opere che meritano di essere conosciute. Penso alle chiesette Santa Maria Nova e Santa Maria dei Broi, dove si stanno facendo anche attualmente nelle mie parrocchie dei restauri, ma penso all'immenso patrimonio religioso ma anche artistico che caratterizza tutte le nostre comunità. In qualche modo penso anche a Belluno, visto che sono stato parroco a Trichiana. E ecco, questi cammini devono veramente entrare in profonda sintonia, comunione. Quindi auspico che questo lavoro continui. Vedo Don Raimondo di Vicenza, che è stato un po' il capostipite di questo lavoro sulla Romea Strata. Ma penso appunto a quello che è nato in questi giorni anche qui a Pieve con l'Istituto Beato Toniolo di cui parlava Don Giuseppe. Devo ringraziare il nostro Vescovo per l'impegno, il Vicario Generale per quanto stanno facendo e spero davvero che queste iniziative ci aiutino anche il convegno di oggi a lavorare sempre di più insieme, a lavorare condividendo
sul nostro territorio insieme alle istituzioni anche quel vasto patrimonio ambientale, culturale, enogastronomico che ci porta a diventare noi ospitanti di turismo religioso. Penso all'Abbazia di Follina, penso quindi alle strutture anche che ci sono nel nostro territorio, che devono diventare sempre più capaci di accogliere anche religiosamente le persone. Grazie quindi a tutti voi che siete qui e direi lavoriamo insieme perché questi progetti, questo nostro impegno porti i suoi frutti. Grazie a Don Brunone. Don Brunone l'ha già citato, salutiamo anche Monsignor Martino Zagonel che è vicario generale della diocesi e salutiamo anche e ringraziamo Don Alessio Magoga, direttore del settimanale diocesano L'Azione, che proprio per il numero oggi in edicola ha dedicato ampio spazio a questa iniziativa e in generale al tema del turismo religioso sul nostro territorio. Avrete la possibilità di poter giovarvi di alcune copie del settimanale diocesano proprio che sono nei nostri info point all'ingresso del nostro auditorium. Grazie a tutti per la presenza, avremo modo di salutare altre persone nel corso del pomeriggio. Entriamo nella prima sessione, azione pastorale e turismo religioso, scenari, temi e opportunità. Darei innanzitutto la parola, è già stato citato, per la novità che è in corso, ma che ha pochi giorni di vita, ma anche proprio per un doveroso e importante saluto a Diego Grando, che è presidente del neonato Istituto Diocesano Beato Toniolo, Le Vie dei Santi. Grazie. Buongiorno a tutti. Il neonato istituto ha solo una settimana, ma già dice qualche parola, quindi è già un prodigio da questo punto di vista. Un grazie a tutti per essere qui presenti, un grazie a chi ha pensato dentro al percorso anche a questo convegno. Io penso che così, guardando a questa giornata e guardando in modo particolare l'Istituto Beato Toniolo Le Vie dei Santi, vediamo l'eredità e l'idealità con cui nasce questo istituto. C'è un'eredità che è il cammino che è stato fatto nel percorso verso la beatificazione prima e ora verso la canonizzazione. C'è l'eredità di una figura come quella di Giuseppe Toniolo, ma c'è anche molta idealità. Vorremmo essere anche un po' profetici dentro alla vita e al pensare questo istituto. Ma dentro all'eredità della figura di Giuseppe Toniolo penso oggi valga la pena sottolineare questa sua capacità di valorizzare il buono e il bello del nostro territorio. Il buono e il bello, la valorizzazione della bellezza, dell'arte, ma anche la valorizzazione dell'incontro, dell'incontrarsi. E penso che il convenire di noi oggi sia su questo solco, sia riguardi l'incontro tra diocesi, l'incontro tra società civile e comunità ecclesiale, l'incontro con gli imprenditori, l'incontro poi dentro a quello che noi ci siamo posti come sottotitolo tra fede e territorio. Vorremmo davvero che questo diventasse un annuncio, un nuovo annuncio di fede nel nostro territorio. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Grazie. A questo punto darei subito la parola a Sua Eccellenza, Monsignor Corrado Pizziolo, Vescovo di Vittorio Veneto. Grazie. Buonasera a tutti. Saluto tutti, a cominciare dal mio confratello Don Renato, Vescovo di Belluno. Non preoccupate, io sono vestito perché avevo il problema che i pantaloni non erano proprio giusti e allora ecco, quindi è un'occasione, ma non per... E io non avevo la veste giusta. E lui non aveva la veste giusta, va bene. Allora, dunque, saluto tutti. Azione pastorale, mi ha dato un quarto d'ora, spero di starci dentro. Azione pastorale e turismo religioso, scenari, temi e opportunità, questo è il tema. Bene, questo titolo a cui sono chiamato a suggerire alcuni pensieri introduttivi, indica anzitutto una relazione. Azione pastorale e turismo religioso.
prima vista non è una relazione che appaia così necessaria. Non è che appaia immediatamente perspicua, no? Il rapporto fra azione pastorale e pellegrinaggio è immediatamente percepibile. Non immediatamente percepibile il rapporto fra azione pastorale e turismo religioso. Pellegrinaggio, non sto qui a approfondirlo, è un atto propriamente e consapevolmente religioso e devozionale, che poi tanti pellegrinaggi assomigliano a del turismo, può anche essere, ma normalmente no. Facevano testamento i nostri antichi quando facevano un pellegrinaggio in Terra Santa, o i pellegrinaggi da Egeria in poi sono 2000 anni, sono pellegrinaggi, ma non solo nel cristianesimo, nel buddismo, nell'islamismo. È un atto propriamente religioso e devozionale. Il turismo religioso è primariamente un atto estetico, nel senso più ampio e più nobile di questa parola. Estetico, del greco è aistano, ma nel senso. Perché allora nella mia azione pastorale può dire una diocesi o un parroco, perché nella mia azione pastorale devo interessarmi del turismo? Non è sufficiente che io, facciamo caso, metta la chiesa o gli altri ambienti che hanno valore artistico a disposizione dei turisti che li intendono visitare. È già molto se faccio questo, tenendo conto delle chiese chiuse che si trovano in giro, no? Perché ci può essere una relazione tra turismo religioso e azione pastorale? Mi pare non sia una domanda da esplorare. La Romea Strata non mi pare sia turismo religioso, è pellegrinaggio, sostanzialmente. Sei tu, no? Però c'è anche quello, io farebbe meglio, però il turismo religioso ha una sua. La risposta a questa domanda, perché azione pastorale, che relazione c'è? La risposta potrebbe partire da questa semplice constatazione: la gran parte del patrimonio artistico del nostro paese ha a che fare direttamente o indirettamente con la Chiesa cattolica. In Italia è così, forse anche in Spagna, in Francia, in Germania, anche in Germania. Lo diceva anche Don Brunone poco fa, no? Ha a che fare con non tutto, però grandissima parte. Questo è un fatto. Non è un'opinione, è un fatto evidente, tra l'altro. Proprio per questo è legittimo pensare, ecco, mi pare una prima relazione, un primo motivo di questa relazione, è legittimo pensare, anzi direi che è doveroso pensare che chi detiene e custodisce questi beni artistici, che siano architettonici, pittorici, scultori o altro, non sia solo un proprietario occasionale. Mi è capitato tra capo e collo, la chiesa devo anche tenerla aperta, accidenti. No, non sia solo un proprietario occasionale e indifferente nei confronti di chi desidera visitarli, ma sia consapevole dell'interesse che questi beni possono suscitare in tante persone, anche in coloro che non sono immediatamente interessati al loro significato simbolico e religioso, e tuttavia sono in grado di apprezzarne e gustarne l'aspetto estetico. Ecco, mi pare che un primo livello di relazione possa essere questo. Proprio per questo chi li detiene deve sentirsi contento, orgoglioso, interessato che tante persone desiderano vedere queste opere. Ma non solo questo. Credo che si possa andare, si debba andare oltre. Egli può cogliere, parlo di colui che è il soggetto dell'azione pastorale, la Chiesa sostanzialmente, non solo il parroco, ma la comunità cristiana, la comunità diocesana, può cogliere attraverso questo interesse anche l'opportunità di aiutare queste persone interessate a vedere queste opere, questo patrimonio,
aiutare queste persone a oltrepassare il puro aspetto di curiosità o di interesse estetico, per arrivare a cogliere l'aspetto simbolico e il messaggio di fede che queste opere contengono. Un messaggio di fede che esse contengono oggettivamente, non per caso, en passant, no, oggettivamente. Una chiesa ha un messaggio oggettivo da comunicare, una pala, una statua religiosa, un messaggio che oggettivamente esse contengono e che la comunità cristiana, la quale le ha costruite, vi ha riconosciuto e continua a riconoscervi, perché le usa la stragrande maggioranza. Ma aggiungo un messaggio che è anche quello che vi ha riconosciuto e che ha voluto significarvi, mettervi dentro l'artista che le ha realizzate. Come ben sappiamo, quello dell'artista è un contributo che in misura più o meno grande aiuta a intuire e a comprendere meglio il mistero rappresentato. Un'annunciazione, sempre annunciazione, ma altro è che sia del Beato Angelico e altro che sia di Chagall, tanto per dire, no? L'artista, proprio perché l'artista riesce a farti cogliere degli aspetti che il mistero ha dentro di sé, ma proprio l'artista riesce. In altre parole, il primo e fondamentale interesse di un'azione pastorale rivolta al turismo, il primo motivo di questa relazione, può essere definito così. Esso presenta, il turismo religioso, presenta un inizio di interesse e di attenzione che, se riconosciuto, accolto e coltivato, può aprirsi al messaggio del Vangelo. Non automaticamente, non è detto che si apra automaticamente. Non basta guardare il quadro più bello del mondo, non so, il quadro della Sistina per essere... No, non è automatico. Ci deve essere, a volte può anche essere automatico per qualcuno, ma non per tutti. Io ho osservato delle cose che gridavano vendetta al cospetto di Dio. Ricordo sempre, lo cito come esempio di una strada sbagliata. Una volta sono andato ad Arezzo ed era presentato il restauro del crocifisso del Cimabue. C'era un bellissimo ambiente, bellissimo, con un proiettore che proiettava delle immagini proprio, non è mai venuto fuori il nome di Gesù Cristo. Si diceva anche il numero e il nome dei tarli che si erano riconosciuti e eliminati, non si diceva nulla sulla res, sulla cosa. Io sono rimasto proprio... Questo è il crocifisso, uno dei più belli crocifissi del mondo del Cimabue, un manufatto puro e semplice. Quindi non è automatico, però può essere, ripeto, può essere l'inizio, penso prende l'inizio di un interesse e di un'attenzione che, se riconosciuti e accolte e coltivate, possono aprirsi al messaggio evangelico. Perché, tra l'altro, è proprio questo che le opere artistiche delle nostre chiese e delle nostre comunità cristiane, che sono l'oggetto del turismo religioso, ecco, hanno sostanzialmente voluto comunicare quando sono state costruite e intendono comunicare anche oggi, non dimentichiamolo. Non sono dei semplici reperti archeologici, ma sono realtà che appartengono quasi sempre ad una comunità attualmente viva che continua ad usufruire di quegli oggetti, edifici, dipinti, affreschi, sculture e così via, per vivere, esprimere e comunicare la propria fede evangelica. Quindi uno che le vive, vede, deve cogliere o essere aiutato a cogliere, no? Ripeto, non è automatico, ma essere aiutato a cogliere anche questo. In questo senso le opere artistiche sparse nel nostro territorio, perché di questo si tratta fondamentalmente in questo turismo religioso che stiamo organizzando, e anche perché noi qui nel nostro territorio non ne abbiamo solo il Museo Diocesano, che però è una piccola parte, piccolissima parte delle opere d'arte che abbiamo nel territorio. Dico, in questo senso le opere artistiche sparse nel nostro territorio vanno considerate in modo diverso da quelle che sono in un museo. Esse, a differenza di quelle di un museo, continuano ad essere vissute, praticate, uso questa parola, praticate da una comunità cristiana.
Questa comunità cristiana, a mio avviso, deve sentirsi in dovere di comunicare ad un visitatore non semplicemente che un'opera d'arte fatta di marmo, di ceramica o di legno, che so io, o ha ornamenti di lapislazzuli o di azzurite e così via, no, e neanche che è stata solo restaurata usando un certo tipo di vernice piuttosto che un'altra, anche questo eventualmente, ma deve comunicare attraverso queste informazioni anche e soprattutto il messaggio che questo affresco, che questa statua, che questo luogo, che l'architettura di questa chiesa hanno in sé e desiderano comunicare. Deve trovare il modo rispettoso di colui che è un turista religioso, che non è un pellegrino, però deve comunicarlo, deve trovare il modo, e questa è la sfida. Per certi aspetti è come quando una persona viene in casa nostra. Noi non ci mettiamo a fare da custodi col berretto in testa controllando che non tocchino le cose o che non parlino troppo forte, no? Ma facciamo di tutto per far capire e gustare le nostre scelte di sistemazione e di arredamento, magari anche i piccoli particolari che per noi sono non piccoli perché sono significativi, e ci auguriamo che possano esserlo anche per i visitatori. Si stabilisce in questo modo una relazione, ecco la relazione. Azione pastorale e turismo religioso, deve essere una relazione, se no non vale la pena di farlo, non vale proprio la pena di farlo. Si stabilisce una relazione che certamente non impone nulla, io non ti impongo, devi pensare così, no, presenta quello che c'è, offrendolo però in modo autentico. In modo autentico c'è un'interpretazione in quello che io dico, certo è l'interpretazione giusta, perché chi è che può dare l'interpretazione giusta di quello che c'è nel patrimonio artistico di una chiesa, se non uno che usa quella chiesa, uno che vive quella chiesa, uno che vive. Quindi presenta quello che c'è, offrendolo però in modo autentico, vero, pieno di significato, a partire dal significato che per noi hanno certi oggetti. Spesso si tratta di oggetti che guardati dall'esterno magari non dicono granché o nulla, pensiamo a certi oggetti delle nostre case, no? Ma spiegati da colui che li vive acquistano un senso sorprendente che può diventare il messaggio che apre anche a prospettive impensate. In questo senso è molto bello lo sforzo di coinvolgere nell'accoglienza dei turisti, come si è fatto e si cerca di fare ancora di più, proprio persone volontarie e non solo professionisti, cioè non solo delle guide che lo fanno per mestiere, volontari del luogo che sono presenti quando giungono dei visitatori e fanno quello che noi faremo per un amico o per un'amica che invitiamo a casa nostra, spiegando loro quel determinato mobile, quel determinato quadro, quel sopramobile e così via, non tanto o non solo come delle curiosità artistiche o semplicemente carine, ma come oggetti che hanno una storia e che trasmettono un messaggio. Questo è importante per noi perché ci ricorda i 25 anni del nostro matrimonio. Mi pare una fotografia casaccio, no? Questo è il ricordo della nascita del nostro figlio, questo ci ricorda la nostra mamma che è morta 7 anni fa, capite? E cambiando ambiente, cioè entrando nella propria chiesa, questo è il battistero dove nella nostra parrocchia veniamo battezzati. È tra l'altro un oggetto artistico, ma per noi è anche una cosa straordinaria. Qui tutti siamo nati, come dice il Salmo. Qui. Questo è il tabernacolo, c'è Gesù per noi. C'è una presenza, fermiamoci un attimo. Quello è l'immagine dell'Annunciazione che ci ricorda l'inizio della nostra salvezza, quella è il quadro dell'ultima cena che ci ricorda perché veniamo in chiesa a fare la Santa Messa e così via, avanti di questo passo. Vedete, io credo che le opportunità siano molte e possano diventare concrete proprio attraverso la via della bellezza, la via della pulcritudine, la via pulcritudinis, così si dice, no? Certo ci sono anche altre dimensioni che il turismo religioso può mettere in moto, ma l'azione pastorale admira questo,
che l'azione pastorale stia all'azione pastorale, il cuore di un pastore, vescovo o parroco che sia, o semplicemente operatore pastorale, stia anche a cuore che gli agriturismi abbiano clienti, per carità ci sta anche quello, ma non è quello il compito principale dell'azione pastorale. Aggiungo un ultimo pensiero e concludo. Per certi aspetti la persona che vive un momento di svago come è il turismo è in una condizione, a mio avviso, posso sbagliarmi, però sono convinto che sia in una condizione più disponibile rispetto ad altri momenti. Non è normalmente preoccupata. Vive una condizione che definirei favorevole per lasciarsi raggiungere da questi messaggi. E inoltre non è il prete che gli fa una predica in occasione del battesimo di suo figlio in cui deve devotamente ascoltare augurandosi che finisca no, o che so io, che richiama ad altre responsabilità, le sue responsabilità di praticante, e anche l'anziana mamma che lo rimprovera perché non va più a messa. No, è un messaggio semplice, bello, che gli giunge, per così dire, gratuitamente da un'altra persona, magari un laico, una laica di quella comunità parrocchiale, che, se fatto bene, può oltrepassare senza grandi difficoltà quella corazza di indifferenza o di difesa che spesso si indossa per sopravvivere alle provocazioni della vita attuale. E quindi credo che abbia proprio nella sua semplicità delle chance, delle opportunità che altre azioni pastorali non hanno. Ecco. Grazie. Grazie a Monsignor Pizziolo. Credo che la sottolineatura di questa relazione dentro la concretezza del dato culturale, artistico, simbolico, di questa apertura al sacro, il tema dell'anticipo, no? Dell'interesse e appunto dell'attenzione, poi questa dinamica di un'accoglienza fatta nel segno della casa, nel segno del calore, dell'accoglienza, della sincerità, dell'affetto, qualcosa di altro rispetto a magari un turismo superficiale e frettoloso, ma qualcosa che entra nello spirito, nella dinamica delle cose, e poi questa via della bellezza che è via che va sostenuta e condivisa, come è scritto in questo nostro anche manifesto oggi, che fa anche da contorno e da cornice a questa nostra iniziativa. Quindi credo che il messaggio sia oggi, adesso, in questo momento qua, messo nella disponibilità di essere proseguito, insomma, da Monsignor Marangoni, che ringraziamo ancora per la sua presenza e per il suo intervento. Grazie. Corrispondo al grazie, nel senso che anch'io dico grazie anche per questa fraterna collaborazione con la Chiesa di Vittorio Veneto, e quindi per quello che già è stato condiviso, e anche si vedono i frutti di questa condivisione quando si mettono insieme le risorse, è all'ennesima potenza il prodotto, insomma. Ecco, quindi buona continuazione, ecco, di questa collaborazione. Allora io aggiungo soltanto qualche piccolo aspetto a quanto detto dal Vescovo Corrado, e essendo proprio all'inizio mi pare che possa avere così la forma più di alcuni interrogativi, di alcune domande a cui io immediatamente non so rispondere, ma sono, come dire, sono il modo con cui, rapportandosi con la realtà stessa ti suscita dei punti interrogativi, e forse sono delle ricerche, e forse è il bisogno di continuare a leggere la realtà, a lasciarsi anche interpellare dalla realtà. Cosa voglio dire? Che innanzitutto, se guardo anche semplicemente all'espressione che noi utilizziamo, turismo religioso, mette un po' in imbarazzo questa accoppiata, no? Turismo e religioso. Religioso cos'è? Un aggettivo che corregge il sostantivo o che lo precisa, lo specifica e provoca una selezione tra... Ecco, sono interrogativi che io pongo,
me li pongo dal fronte della pastorale, perché io non dirò mai la pastorale della famiglia religiosa, la pastorale del lavoro religioso, la pastorale dei giovani religiosi. Allora, questo sto dicendo proprio a noi, cioè alla comunità cristiana che è, come diceva il Vescovo Corrado, così soggetto vivo della pastorale, che ci sia l'apertura e il coraggio di guardare e di incontrarsi con la realtà per quello che porta la realtà, che è la realtà. Ecco, quindi tutto il turismo ha una valenza religiosa? Ecco, io lo lascio un po' come interrogativo, lo metto un po' come premessa a questa anche cura del linguaggio che utilizziamo, che stia a dire anche, come dire, i passaggi che stiamo vivendo, perché è un passaggio non indifferente quello che stanno vivendo le comunità cristiane oggi. Ecco, c'è un mondo religioso che si sta sfaldando e c'è una ricerca religiosa che si sta imponendo. Ed è il secondo pensiero che volevo così semplicemente porre lì come attenzione. Ho l'impressione, anche da quello che sto vivendo in questi giorni, incontrando così le persone che sono impegnate anche nella vita della comunità cristiana, quindi in qualche modo operatori di pastorale in prima linea, ma nell'ordinarietà della pastorale delle nostre parrocchie, insomma, non in fronti così straordinari. Ecco, sento da quello che si dice che c'è molto imbarazzo nell'interpretare la domanda religiosa di oggi. Non si può più dare per scontato come eravamo, come avveniva anche la comunicazione della fede, come ci si rapporta, perché giustamente la categoria di relazione che usava il Vescovo Corrado dice il modo con cui noi, insomma, ci mettiamo, ci contestualizziamo, incontriamo gli altri, creiamo qualcosa di nuovo, cioè una relazione. Ecco, il modo con cui oggi si vive la vita è un modo un po' diverso, ha qualcosa che non abbiamo ancora decodificato. Forse abbiamo anche gli strumenti in pastorale non abbastanza così predisposti per questo. Ecco, allora a me pare che c'è una domanda di religiosità da decodificare quando, e anzi, la domanda stessa mi pare che debba diventare contenuto di pastorale. La domanda stessa veicola già un messaggio, insomma. Ecco, quindi, e allora quando entriamo nel turismo, penso che occorre avere anche questo coraggio, così se ci guardiamo nel nostro aprirci e nel nostro creare relazione con quello che intendiamo, che è il turismo, insomma, in tutta la sua vastissima gamma di espressione. Io penso che anche, adesso io lo dico perché forse sono un po' interessato, ma una passeggiata in montagna, anche se non incontro un crocifisso, perché no? Perché non è una domanda di religiosità? Ecco, per cui percepisco che turismo è un potenziale enorme, insomma, ecco, lo dobbiamo anche svincolare, liberare da tentativi di classificazione. Bellissimo se noi potessimo, insomma, approcciare il turismo con questa, insomma, disponibilità di pastorale. Ed è l'ultima piccola cosa che volevo segnalare. Sì, io qualche settimana fa sono salito, non so se la maggior parte di voi conosce Ponte nelle Alpi, no? Beh, è un luogo di passaggio. Là, a metà montagna si vede una chiesetta di Sant'Andrea. È curiosissimo com'è posizionata, poi da lì
lungo tutta quella pedemontana fino a Feltre, ce ne sono una dietro l'altra, tutte costruite insomma lì ad una altitudine e così affacciate sulla Valbelluna, senza possibilità di raggiungerle con una strada, quindi sono state costruite portando su il materiale attraverso la via normale, cioè i sentieri, ecco, comunque hanno costruito questa. Però non è che volessi sottolineare questo, ma quando io sono salito lì mi attirava questa chiesetta, la posizione, eccetera. E poi sono arrivato lì, se io guardo la chiesetta era senza la porta d'ingresso, aperta, tralasciata di sì, senza porta, senza in parte affrescata, con qualche tentativo di restauro, con qualche aggiunte posteriori, eccetera. Il pezzo in sé ti veniva da dire: ma guarda, cos'è? È messo male, è brutto. Ecco, e invece, insomma, il fatto di essere saliti lì, la giornata splendida, il contesto, il luogo, il posto, il fronte dov'era, ecco. Allora, cosa voglio dire? Vuol dire che secondo me c'è uno scenario, un contesto. La dimensione religiosa della vita non è solo un oggetto, è un contesto, è uno scenario, è un evento, è un processo. Io penso che bisogna valorizzare così non solo i pezzi, e non solo se li abbiamo utilizzati in un modo o nell'altro, ma quello che rappresentano, che evocano, quello che insomma è ciò che la relazione che si manifesta attraverso questi. Questo mi pare importante. E chiudo dicendo, proprio riprendendo così la domanda iniziale sull'interpretare il cos'è religioso oggi e come lo viviamo la religiosità oggi e la ricerca religiosa. Io penso per noi in pastorale che ci sia un momento che può diventare una chiave interpretativa ed è un momento liturgico, di una liturgia, l'offertorio. Lì c'è un pezzo di pane, quindi il grano, l'acqua, il sole, la terra, chi l'ha lavorato, e c'è del vino. Ben, qui siamo in una zona in cui si sa bene cos'è il vino. Ecco, e questo è significativo. Il cristianesimo vive di questa religiosità. Il cristianesimo passa attraverso il religioso che è la portata creaturale che siamo, che è l'universo, la casa comune la chiama. Allora percepisco e sento che di fronte a un tentativo di religiosità che prende le fughe, che diventa troppo zelante, troppo devota, che va non lo so che cosa, a sfumare e a rendere tutto senza la realtà delle cose e della vita, e tenta di fuggire, sia un'interessante via di ricerca. Questa del turismo, va bene? Della pastorale del turismo. E per proprio anche aiutarci a decodificare la domanda di religiosità, che può essere anche fuori del Tempio. Anche la crocifissione di Gesù non è avvenuta nel Tempio di Gerusalemme, ma come abbiamo letto ieri, lui è andato fuori. Nel momento in cui l'hanno contestato e volevano condannarlo, è andato altrove. È un luogo brutto, il cranio, lì come si chiama? Il Golgota, è diventato invece il punto più intenso dell'incontro con Dio. Auguri e buon lavoro. Grazie al Vescovo Marangoni. Il senso religioso della vita dentro la condizione umana che riguarda anche il turismo, quindi le domande, le relazioni, le possibilità, le opportunità. Dentro questo scenario ci sta anche la competenza di Don Gianmatteo Caputo, che è architetto, è incaricato Triveneto Beni Culturali e Edilizia
È delegato patriarcale dei beni culturali e direttore degli uffici per i beni culturali e il turismo del Patriarcato di Venezia ed è anche direttore del Museo Diocesano, collabora con l'Ufficio CEI nazionale e ha, come dire, competenze in tema di critico d'arte, mostre, ha anche realizzato itinerari in alcuni ambienti. Tra l'altro è intervistato in quelle 2 famose pagine di cui parlavo prima del settimanale L'Azione e in più è stato anche relatore ai nostri corsi per gli operatori culturali. In un tempo in cui le cronache giornalistiche ci parlano delle chiese aperte o chiese chiuse di Venezia, credo che Gian Matteo ci possa offrire un ulteriore taglio e un'ulteriore visione. Anche Grazie questa mattina un infelicissimo articolo di giornale mi attribuiva questa frase: meno chiese, meno messe, più eventi, per cui vi lascio immaginare con quale... Mi sono permesso sul filo della cronaca. Ecco. Grazie, la parola a Don Gian Matteo. Sì, invece permettetemi di ringraziare i vescovi che mi hanno preceduto. Mi piacerebbe stare qui a commentare e a sottolineare le cose che hanno detto proprio con afflato pastorale, in maniera diversa ma entrambe ricche. Purtroppo però mi avete chiamato qui a parlare, quindi devo anche fare il mio dovere. Allora, tengo come riferimento il titolo che è stato dato a questa sezione. Cerco di essere più possibilmente sintetico, eventualmente poi lascerò questo testo. Azione pastorale, turismo religioso, scenari, temi e opportunità, come ricordava prima il Vescovo Corrado. Le nostre diocesi in ogni zona pastorale sono attraversate da un notevole numero di visitatori che sono mossi da ragioni diverse dal punto di vista turistico. Si diceva turismo religioso sì, ma cos'è religioso? No. Il turismo spesso ha obiettivi culturali, ha obiettivi di pellegrinaggio, è turismo balneare, non certo in queste zone, è turismo alpino, è turismo sportivo, è turismo termale e metteteci un aggettivo diverso per ognuna di queste tipologie e potete vedere quanto è ricca la possibilità di dare un nome, un aggettivo qualificativo al nostro turismo. Ma fra riposo, viaggio, curiosità, scoperta, ogni chiesa locale ha sempre visto nel tempo e nei luoghi del turismo un'occasione di evangelizzazione, ma anche, come è stato detto dai vescovi, di comunione da vivere e nella quale anche impegnarsi attivamente. Molte comunità parrocchiali stanno già operando in questo senso. Vivono cioè il turismo come un'opportunità pastorale per mezzo della quale incontrare il prossimo ed essere accoglienti verso i fratelli. Questo è un termine che useremo spesso. Forse però non si sono condivise abbastanza le esperienze fra le diocesi, fra le comunità, pensando talvolta in maniera erronea che problematiche diverse, la città d'arte, il santuario, il borgo, la pieve, il litorale marino, le località montane, quelle termali, eccetera, eccetera, avessero poco da spartirsi, da condividere. Anche gli stessi uffici diocesani, l'ufficio beni culturali, l'ufficio per la pastorale del turismo, spesso sono stati considerati non come un vero luogo di confronto e di condivisione. E questo è un peccato di omissione, di comunicazione, di condivisione, di comunione. È pertanto importante e positivo che oggi siamo testimoni dell'esperienza ormai avviata di 2 diocesi, e di questo faccio le mie congratulazioni, a partire dai vescovi fino all'ultimo fedele, testimoni di questa collaborazione avviata fra 2 diocesi nella gestione e nella promozione di un'attività ecclesiale specifica, anche mettendosi in dialogo con chi opera nel settore a livelli diversi, con differenti responsabilità. Penso per esempio alle autorità pubbliche. La bontà di questa collaborazione sta nella possibilità di condividere sforzi, esperienze comuni, in vista di modalità e modelli di servizio e di proposte per chi attraversa i nostri territori che siano davvero nuovi, capaci di rendere veramente un servizio di accoglienza nella bellezza, dove la bellezza diventa l'occasione per incontrare Dio. Infatti questo settore fino ad oggi è stato di fatto consegnato al mondo degli operatori turistici, che
che ne hanno fatto il loro campo di lavoro, come è giusto che sia. Io spero che ci siano qui in mezzo a noi guide turistiche, operatori del turismo, che hanno pienamente titolo di svolgere la loro attività in maniera piena. Però cos'è successo? Che la comunità cristiana, come ricordavano anche i vescovi prima, hanno commesso un errore di omissione, cioè quello di essere non più pienamente responsabili di quello stile, di quella modalità con cui il nostro patrimonio culturale deve essere fruito, e fruito da tutti, anche solo per fini turistici, ma fruito e fruito da tutti. Fate bene attenzione, sto dicendo questa cosa in modo assolutamente laico, laicale. Infatti, la specificità del nostro patrimonio storico, artistico e architettonico sta nell'intreccio che esso ha con la liturgia, con la Sacra Scrittura, con la teologia, che richiedono una chiave diversa per aprire questi nostri tesori e presentarli a tutti. Finché questi elementi mancano, questi beni non sono realmente fruiti. Lo ricordavano prima i vescovi. Finché non c'è il Vangelo che illumina il contenuto, io posso fare studi continui sul patrimonio storico-artistico, ma non ho reso fruibile quel bene. Quando io sono in ospedale e sto male e mi viene fatta una diagnosi e mi vengono attribuite delle cure da fare, io so che stanno curando quella parte di me che è malata e tutto il mio essere ne soffre, ma mi dirò guarito fin quando sarò fuori, quando sarò di nuovo operativamente attivo. Ed è questa dimensione globale, oggi si dice olistica, che noi abbiamo dimenticato quando interpretiamo il valore del nostro patrimonio. Il turismo, quindi, interessa le nostre diocesi anche attraverso chi ne fa strumento o fine del proprio lavoro. Per cui c'è una dimensione pastorale anche nel servizio delle chiese a chi lavora per il turismo. Questo è un altro elemento che spesso dimentichiamo. Molti fedeli, infatti, sono chiamati a vivere la loro testimonianza cristiana proprio nel servizio al turismo. E talvolta questi sono anche persone che operano lontano dal loro luogo d'origine, creando un pendolarismo, spesso, che li fa sentire fedeli part-time, sia a casa sia dove lavorano. Pensate a tutte le esperienze di stagionalità che ci sono nel turismo. Penso che più di qualcuno di voi ne abbia magari esperienza diretta in famiglia. La stagionalità, la precarietà di coloro che operano in questo settore ci riguardano anch'esse, perché sono un aspetto che provoca la nostra pastorale ordinaria, anche perché chiedono una pastorale specifica nei confronti di questi fedeli che sono in prima linea impegnati nel turismo. La diocesi quindi deve avere attenzione anche nei confronti di chi è chiamato a dare testimonianza di valori cristiani e non di valori economici operando nel turismo, perché questo ambito non sia lasciato al mercato, punto. Ci sono gli hotel 5 stelle che fanno trovare il Vangelo nel cassetto del comodino della camera d'albergo. No. Una cosa forse anche banalizzata in un certo senso, però un segno. Noi ci dimentichiamo che in tanti nostri luoghi di culto, entrando, non c'è neanche la possibilità di accostarsi ad una Bibbia. E le didascalie che facciamo trovare, spesso, sono le didascalie di un libro di storia dell'arte, magari con i nomi dei santi sbagliati. I servizi, quindi offerti nell'ambito del turismo, sono la prima immagine che il territorio dà e offre di se stesso, di una comunità accogliente, e questi aspetti non ci sono indifferenti, quindi noi dobbiamo metterci in relazione anche con chi organizza
il bed and breakfast piuttosto che il servizio di accoglienza dal punto di vista delle specialità locali, vino compreso. Non dobbiamo quindi pensare di fare solo una bella presentazione delle nostre chiese quando ci occupiamo di pastorale del turismo. Dobbiamo pensare all'uomo intero, al visitatore intero, al turista intero, in tutte le sue dimensioni. Per questi aspetti e anche per diversi altri motivi, noi dovremmo riconsiderare il turismo non come un settore pastorale, ma come una dimensione essenziale del contesto di tutta la diocesi, di tutta la vita diocesana. Perché come chiese locali siamo impegnati ad evangelizzare il turismo, come veniva ricordato prima, anche citando il Beato Toniolo, a partire dalla dottrina sociale della Chiesa, non delegando questo compito a un ufficio o a qualcuno in particolare, ma facendolo diventare elemento di un'azione attiva di tutta la dimensione ecclesiale alla luce della parola di Dio. E in questo senso è quindi anche giusto coinvolgere il settore pubblico e privato in questa riflessione, perché la valorizzazione dei beni è sempre e comunque a vantaggio di tutti. Perciò anche la politica e l'amministrazione pubblica sono chiamate a tenere in piena considerazione il contributo dato dalle realtà ecclesiali, non solo per gli aspetti di volano dell'economia o altro, ma anche come reale risorsa in termini sociali e di qualità dell'offerta culturale. Pertanto anche la legislazione nazionale e territoriale dovrebbero tenere conto e favorire sempre ogni iniziativa ecclesiale, soprattutto, e questo mi preme sottolinearlo, con strumenti fiscali e amministrativi che alleggeriscano i notevoli costi che gravano sul patrimonio ecclesiale. Sì, perché non dobbiamo dimenticare che spesso il patrimonio ecclesiale appare più che come una risorsa, come un onere gravoso per le nostre diocesi. Mantenere in piedi le 7.747 chiese del territorio del Triveneto non è semplice per le diocesi. Ma il patrimonio storico-artistico e architettonico è di fatto sempre considerato patrimonio privato a tutti gli effetti, per cui è la comunità cristiana che ci deve pensare. Mentre poi invece la fruizione è di fatto una fruizione pubblica, perché chi lo vive, lo abita, lo cerca, lo vuole fruire, sono di fatto tutti coloro che attraversano il nostro territorio, soprattutto per motivi turistici. Veniamo al tema centrale però. Qual è la specificità che va sottolineata e offerta per la fruizione dei luoghi di culto? Anche a livello ecclesiale non è ancora abbastanza compreso come sia la liturgia il momento, l'occasione, la ragione che performa lo spazio della Chiesa. Sembra di dire una banalità, ma è così. Non ne abbiamo la piena consapevolezza, perché noi di liturgia nelle nostre visite turistiche non parliamo quasi mai. E invece è la liturgia la ragione d'essere di quel luogo, sotto tutti i punti di vista, proprio perché lo performa, cioè gli dà la forma. L'azione liturgica è una performance, è un'azione nella quale noi mettiamo in atto tutta una serie di elementi che danno significato allo spazio e dallo spazio ricevono significato. Questa dimensione essenziale non deve mai essere dimenticata, tantomeno deve essere obliterata nella visita alla Chiesa, perché purtroppo noi invece finiamo col preferire modelli affini a fruizioni di luoghi molto diversi, come i musei, come i siti archeologici, come ricordava prima il Vescovo, cioè luoghi che non hanno niente a che fare con la vita della Chiesa, che è la liturgia. E nel far questo noi perdiamo un'occasione pastorale. Badate bene, che non è catechesi.
Io ogni volta quando lo dico vedo il mio vescovo che trema, perché sembra di dire un qualcosa che è in contraddizione con l'azione della Chiesa, ma è così. Prima di tutto, la gente che visita i nostri cuori percepisce questa dimensione come una dimensione culturale e come tale deve essere presentata. Che poi sia catechesi significa che loro sono già dentro, sono già con noi, sono già accompagnati, sono già accolti. Basterebbe solo porci 2 domande per vedere come facciamo visitare i nostri luoghi di culto. Quale esperienza intendiamo offrire a chi entra in un luogo di culto? Perché e come possiamo accogliere i visitatori nelle chiese? Talvolta pensiamo che le nostre chiese diventino ospitali solo se accolgono eventi di ogni tipo, senza neppure considerare quella che sarà l'esperienza o la percezione che ne avranno i visitatori. Facciamo qualche esempio. Facciamo grandi concerti di musica perché così la chiesa diventa accogliente. Bene, la Chiesa perde gran parte del suo significato in quel momento, perché assume quello di vano, più o meno acusticamente adeguato. Ed è un peccato, perché invece quella musica potrebbe essere musica scelta ad hoc per quel patrimonio storico-artistico, per quei riferimenti, le mostre. Quante volte vediamo le chiese con disseminate delle opere che non ci azzeccano niente con quello che c'è dentro e con il significato di quel luogo. E anche in quel caso noi perdiamo il valore più significativo di quel luogo e dell'esperienza che facciamo fare alle persone. Ecco, io credo che proprio questi aspetti sono quelli che ci portano a vivere quello che si vive in Germania. Questa, vedete, è una chiesa trasformata in palestra per skateboard. Oppure una chiesa come questa che è stata trasformata tranquillamente in teatro. Lì dove la chiesa diventa solo contenitore, noi finiamo col perdere il senso di quel luogo e lo facciamo diventare qualcosa d'altro. Oppure ci invitiamo alle iniziative pastorali. Perdonatemi, non è blasfema questa immagine. La perimessa, che è stato lanciato in una diocesi del sud, è stato lanciato proprio per aperimessa, cioè l'aperitivo dopo la messa, è stato lanciato in una diocesi del sud per dare un significato più accogliente alla Chiesa. Oppure questa, che vedete, è una milonga, cioè una serata di tango sulla scalinata della chiesa veneziana della Salute. È stata fatta abusivamente, ovviamente, poi è stata sospesa, ma siccome il tango è argentino, vi lascio fare le debite conclusioni. Allora, è evidente che queste situazioni non sono situazioni accoglienti. Ma questo non significa che allora dobbiamo prendere il catechismo e fare una lezione di catechismo dentro la Chiesa. Come si può veramente accogliere e accompagnare gli uomini e le donne di ogni cultura? Perché è vero quello che ricordava prima il Vescovo. Facciamo attenzione, ormai, cioè, noi parliamo di famiglia, ma i nostri ragazzi, molti dei nostri ragazzi non hanno più un albero genealogico alle spalle, hanno un boschetto genealogico. Cioè i nostri ragazzi hanno un contesto completamente diverso da quello che avevamo noi e quindi parlare in certi termini è anche difficile se vogliamo davvero comunicare. Bello è l'insieme del nostro patrimonio con tutto ciò che rappresenta e da tutto ciò da cui è rappresentato, perché pensate che noi abbiamo un patrimonio di arte, di storia, di architettura, di musica, di documentazione archivistica, di bibliografia, cioè noi possiamo veramente mettere in relazione tutti questi elementi e davvero far vedere la bellezza dei nostri luoghi come testimonianza di fede, di devozione, di carità anche culturale. Quando parliamo delle chiese, quindi non dimentichiamoci che sono la domus ecclesiae, cioè sono quei luoghi che hanno l'espressione più autentica nell'avere un genius loci, una caratteristica di quel luogo che ne manifesta la specificità proprio a partire dal suo contenuto, che non è solo il contenuto delle opere. La comunità credente non può considerare le sue chiese come un luogo più o meno riccamente arredato.
Questo significa avere una precomprensione errata delle nostre chiese e leggerli appunto come degli pseudo-musei. Invece il complesso sistema della Chiesa è ben di più, perché deve in qualche modo tenere conto di una esperienza che uno è chiamato. Sapete perché entrano nelle nostre chiese? Perché vanno a vedere se c'è o non c'è Dio. È questo. È questo. Sì, mi direte, ma no, entrano perché c'è quel capolavoro. Certo, ma quel capolavoro loro sanno che è ispirato da una motivazione di fede e quindi vanno a vedere se c'è o non c'è Dio. Se noi gli facciamo trovare telefonini, cose, schermi, robe, eccetera, c'è il rischio che si perdano in altre prospettive, mentre invece loro cercano se c'è o non c'è Dio. E quindi l'esperienza che noi siamo chiamati a far fare alle persone nel luogo è l'esperienza del luogo, che non è ascoltare una visita. Sapete perché ho messo questa immagine? Perché di fatto noi, se diamo valore a quello che ho detto fino adesso, cioè che la Chiesa nasce per la liturgia e il luogo di culto è il suo riferimento ideale, quindi il culto è il motivo fondamentale per cui la Chiesa esiste, ebbene noi mettendo il divieto alle visite turistiche, quando ci sono le liturgie, noi compiamo un atto inadeguato, perché noi di fatto, per salvaguardare il nostro celebrare, impediamo al turista di vedere l'epifania della bellezza dei nostri luoghi di culto, che è solo nella liturgia. Certo, una liturgia celebrata bene, ma nella liturgia. Lì non servono didascalie, non servono spiegazioni, non serve lo storico dell'arte. Lì c'è altro che parla, c'è l'esperienza liturgica che parla. Togliere l'esperienza liturgica è trovarsi in questa situazione qui. Lo stadio vuoto. Ditemi che fascino ha visitare uno stadio vuoto. A me che sono architetto affascina anche lo stadio vuoto, però lo stadio ha senso nella partita, nel gioco, nell'azione. L'azione performa quello spazio. Ecco perché vi dicevo che le modalità con cui noi facciamo la visita ai nostri luoghi devono essere rinnovate, devono essere rimotivate, devono essere ricercate in una prospettiva anche inconsueta. Non chiamiamo più i nostri volontari come le guide turistiche, non per distinguerci dalle guide turistiche che svolgono il loro lavoro in maniera eccezionale, ma perché i nostri volontari o chi collabora con noi devono essere coloro che conducono un'esperienza, coloro che offrono contenuti diversi, devono consentire a tutti di approcciare attraverso i sensi, tutti i sensi, la dimensione spaziale e relazionale, come veniva detto prima, che il luogo Chiesa offre. Le guide si rivolgono principalmente alla vista e all'udito dei visitatori, ma le nostre chiese sono un palinsesto che coinvolge e avvolge tutti i sensi, partendo dall'olfatto. L'odore dell'incenso delle nostre chiese è caratteristica essenziale che purtroppo oggi, per la maleducazione all'uso che abbiamo liturgico dell'incenso, i vescovi mi perdoneranno, io sono sempre abbastanza diretto in queste affermazioni per farle capire, non perché voglio provocare. La maleducazione, intendo il poco uso che facciamo dell'incenso, ci porta ad associare l'incenso quasi esclusivamente ai funerali, punto. E quindi l'idea dell'incenso è l'idea della morte per tanti nostri visitatori. Mentre invece l'incenso è l'idea della festa, è l'idea del profumo della preghiera che sale a Dio. E se questo manca, il profumo delle nostre chiese non lo avvertiamo più.
perdiamo una dimensione, l'olfattiva, che è la prima nell'entrare in un luogo. Forse non lo sapevate, sono studi precisi che lo definiscono. L'intera dimensione umana quindi è coinvolta, chiedo scusa perché sto prendendo troppo tempo, è coinvolta e inevitabilmente lo è perché noi siamo credenti di un Dio che si è fatto uomo. E quindi la logica dell'incarnazione ci porta anche a visitare i nostri luoghi così. Mi fermo, perché avrei altre cose da dirvi, con una serie di suggerimenti. Usiamo di più la Bibbia nella visita ai nostri luoghi, anche solo per brevi citazioni. È più importante citare un versetto della Sacra Scrittura piuttosto che dire il titolo di un'opera, e l'anno e l'epoca, l'autore e così via. Conosciamo di più le storie dei nostri santi, quelli che sono oggetto di devozione locale e anche di pietà popolare. Esprimiamo in modo semplice i concetti teologici che dobbiamo presentare, perché il pubblico a cui ci rivolgiamo è spesso ecumenico, ma il più delle volte non è un pubblico frequentante. E il modello quindi non può essere la catechesi, deve essere un altro, che non per questo non è religioso e sacro. Illustrare sempre ciò che si vede, perché la visita sia scoperta, anche sorpresa. E infine valorizzare tutti i segni e i simboli liturgici, anche in funzione dei tempi e delle festività. È bello, per esempio, quando un visitatore entra in una chiesa il sabato santo e non trova l'acqua nell'acqua santiera. Anche quella è un'occasione per dire un significato e un contenuto importantissimo. Questi suggerimenti, indicazioni che ho dato, sono sicuramente una possibilità, non l'unica, ma una possibilità per rinnovare il nostro modo di essere accoglienti verso i turisti. Le esperienze in corso in diverse diocesi, e questa in primo luogo, sono sicuramente un'opportunità per tutte le nostre realtà ecclesiali. Mi auguro che occasioni come questa portino a una definizione precisa di queste esigenze e anche al loro sostegno da parte di tutti. Grazie. Grazie a Don Matteo. Il senso, la relazione, l'accoglienza. Credo che attraverso queste tre indicazioni, queste vie privilegiate, abbiamo innanzitutto approfondito il tema della relazione tra azione pastorale e turismo religioso, una visione d'insieme, così come ci è stata così riferita e attraverso il viaggio che abbiamo fatto assieme con i nostri due vescovi e con Don Matteo, perché credo che quella sessione che viene immediatamente è la storia anche di come le due diocesi, ciascuna per la propria parte, ma soprattutto insieme, hanno tentato di dare una risposta proprio a queste vie di evangelizzazione, a queste vie dell'incarnazione dentro la vicenda del turismo religioso oggi. Quindi grazie per questa prima fase. Mentre salutiamo i nostri relatori, noi ci accingiamo a entrare nella seconda sessione, ma sarà una seconda sessione in cui sarà un video che racconta una storia comunque a introdurre i ragionamenti che poi faremo con gli amici che faranno le comunicazioni successivamente. Grazie, quindi salutiamo i nostri relatori ancora con un applauso. Grazie a voi.
Eccoci qua. Grazie a Federico Campodall'Orto in particolare, e cogliamo anche l'occasione per ringraziare, visto che c'è la registrazione della tenda TV, per questa video che sostanzialmente ha riprodotto e ha ripercorso il senso della nostra storia di Beato Toniolo e Via dei Santi, ma anche una storia raccordata col Comitato Turismo Religioso, l'esperienza, come avete visto, evidenziata, di collaborazione fraterna fra le due diocesi di Belluno Feltre e Vittorio Veneto. In questo senso, allora, proprio perché questa storia va raccontata, ma soprattutto tutto quello che è stato posto a fondamento di questa storia va in qualche modo condivisa, inviterei qui a parlare con me Cristina Falsarella, che è Presidente del Comitato Turismo Religioso Interdiocesano, direttrice della sezione Arte Sacra della nostra diocesi. Un applauso. Ivana Faramondi, Vicepresidente del Comitato Turismo Religioso, Andrea Bona, che è del Comitato Turismo Religioso, e Don Raimondo Sinibaldi, Direttore Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza, ideatore e animatore del progetto Romea Strata. Abbiamo chiamato questa sessione Identità religiosa, cultura e bellezza, l'incontro fra diocesi, ma anche il racconto di un'esperienza singolare e particolare come può essere quella appunto di Romea Strata, in particolare attraverso il racconto di Don Raimondo Sinibaldi. Ecco, da questo punto di vista entriamo nella concretezza di tutto quello che si è realizzato, costruito insieme. Se oggi questo convegno sicuramente è un punto di arrivo per il lavoro che è stato fatto e sicuramente è un punto di partenza per una concretezza ulteriore di elementi, di dati e di possibilità. In questo senso, una testimonia sicuramente autorevole di questo percorso è Cristina Falsarella, dirige l'Arte Sacra, ma soprattutto è stata competente e appassionata guida e animatrice dei gruppi di volontari che da un lato, per quanto riguarda la Diocesi di Vittorio Veneto, il corso superiore di scienze religiose insieme con Belluno, ha assegnato a questi anni di attività. A lei la parola, grazie. Buongiorno a tutti. Ho dovuto prendere degli appunti perché si tratta di raccontare 3 anni di vita, quindi il mio vescovo dice sempre che non sono sintetica, non ho il dono della sintesi, e ha ragione. E quindi cercherò di condensare in poche parole in realtà un'esperienza straordinaria che stiamo facendo, che abbiamo fatto e stiamo facendo con la diocesi di Belluno Feltre. Da tempo ormai 2 diocesi conterranee camminano fianco a fianco, condividono un progetto, peraltro in una situazione assolutamente auspicata dalla CEI, quello di essere insieme, le diocesi, trasversalmente, a fare delle cose condivise. Questo progetto è imperniato sulla tematica del turismo religioso, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio culturale e umano nel contempo. Come è avvenuto l'incontro? L'incontro tra queste 2 realtà su queste tematiche è avvenuto nel 2014, in occasione della presentazione del progetto regionale E-Cross Veneto, legato proprio al turismo religioso. Entrambe le diocesi erano già impegnate da tempo su questo fronte. Vittorio Veneto, come si è già detto, nell'ambito del progetto Beato Toniolo Le Vie dei Santi, con la formazione di operatori culturali volontari per la cura dell'accoglienza. E lasciatemi una nota in questo senso. È un'iniziativa che continua ancora oggi, è giunta al 4º corso di formazione con la costituzione di un gruppo di operatori, anzi di amici operatori, che ringrazio di cuore per la serietà e per l'entusiasmo con cui prestano questo servizio. Ma parlavamo dell'incontro e torniamo al 2014. Belluno Feltre era impegnata nella progettazione di un corso di alta formazione per laureati da specializzare per un'adeguata comunicazione del sacro. Ecco, ci siamo incontrati, era autunno del 2014, e in tantissimi incontri che abbiamo fatto, Ivana ne è testimone, ne sarebbe testimone anche Don Francesco Silvestri, che oggi non è potuto venire. Ben presto si è stabilita con determinazione la volontà di unirsi e condividere il cammino che avrebbe portato poi esattamente nell'autunno dell'anno successivo, nel 2015, all'attivazione di un biennio sperimentale per operatori formati in tale campo. Ecco, il focus della collaborazione, suggellata poi dalla nascita del comitato, che è avvenuta nell'autunno del 2016, è stato fin da subito la formazione, anzi, in relazione a quello che è stato detto fino ad ora, la responsabilità della formazione. Quindi il biennio,
gli operatori per l'accoglienza, la collaborazione con la scuola, di cui poi parlerà Ivana Faramondi, la vicepresidente del comitato. Una formazione attuata dunque a più livelli, ma in tutti i casi mirata a creare negli abitanti dei due territori la consapevolezza di quanto essi offrono in termini di bellezza paesaggistica, artistica, economica e umana. La cura della formazione risponde anche alla crescente domanda di speranza, di senso, di spiritualità e alla necessità di creare opportunità di sviluppo e di crescita a misura delle persone che vivono nei nostri territori, ma anche all'altezza delle aspettative di coloro che ci vengono a trovare. Diciamo che uscendo dagli schemi e dall'ambito strettamente ecclesiastico, abbiamo cercato ben presto di far convergere il più possibile le forze operanti nell'area occupata dalle due diocesi. Pensate, tra Belluno Feltre e Vittorio Veneto, partiamo dalle Dolomiti e arriviamo alle porte di Caorle, che non è poco, e sconfiniamo nel Friuli, per dare avvio a circoli virtuosi di promozione culturale, azione cooperativa, di sviluppo economico e sociale in favore della persona, sia essa abitante o ospite. Diciamo ospite in tutte e due le accezioni. Ma torniamo a parlare un po' del biennio. Cercherò di essere sintetica, ma di farvi capire cosa stiamo vivendo in questa esperienza. È un corso di specializzazione e formazione a carattere sperimentale sul turismo religioso. Il gruppo è un gruppo attualmente di 14 persone, sono 7 provenienti da Belluno, dalla diocesi Belluno-Feltre, 6 dalla diocesi di Vittorio Veneto e una persona dalla diocesi di Concordia-Pordenone. Ecco, in questo lavorare sulla formazione nell'ambito del turismo religioso è la parola cardine, è la dimensione del sacro che costituisce il polmone prevalente di questa esperienza. L'aspetto peculiare di questa esperienza formativa che stiamo facendo, quel plus valore che rende i corsisti figure ideali per disvelare il significato più autentico e profondo di un edificio sacro e delle testimonianze che parlano della sua storia, della devozione che si è perpetuata nel tempo, ma anche con un occhio vigile in questa visione olistica sul contesto paesaggistico, culturale, economico che l'ha generato e custodito. Come a dire che c'è un sistema che ha questo aspetto, questo valore sinestetico di cui parlava anche Don Gianmatteo. A tale scopo, nell'esperienza di formazione di queste figure specifiche, che sono qui tra di voi, capaci di valorizzare il sacro in questa sua complessità, nel suo fascino, nella sua sorprendente gratuità, teniamo conto, ci siamo in qualche modo scritti delle luci di posizione. Sono un po' alla fine quello che è stato detto da coloro che ci hanno preceduto. Io cercherò di essere sintetica, ma in realtà mi fa piacere averle già in qualche modo sentite nominare. Innanzitutto l'attenzione alle persone che accogliamo. L'arte sacra è un luogo di incontro privilegiato e dobbiamo farne tesoro. Peraltro è una relazione con persone che diventa poi relazione anche con le cose, che non sono cose aride, non sono cose finte o finite, ma che, come si diceva prima, hanno una storia, hanno ancora una loro vitalità. Quindi c'è una sorta di triangolazione. Persona che accoglie, persona che arriva e opera d'arte o contesto comunque che deve essere valorizzato. Non si tratta di spiegare a chi non sa, ma di stabilire un confronto che porti ad un'esperienza sull'opera. Se io interrogo una persona, le chiedo perché ho voglia di conoscerla, quella persona non la dimenticherò mai più. L'ho interrogata e diventa parte di me. È un'occasione di formazione e educazione alla bellezza il più possibile dialogica. Non sono io che dico delle cose a te di quest'opera, ma voglio sapere anche cosa dice a te quest'opera. Rispetto poi per l'opera d'arte, perché a volte diciamo che l'opera d'arte è una vittima, viene in qualche modo strumentalizzata. Invece è importante inquadrarla in quello che è il suo senso più profondo, il valore teologico, la funzione liturgica, il senso all'interno del contesto di fede.
ma questo ci permette di fare memoria, di far scoprire e riscoprire il cristianesimo, lasciando, potremmo dire, usando le parole di Gesù, parlare le pietre. E non si tratta di fare memoria in senso nostalgico, ma piuttosto di stabilire un ponte con l'oggi. Cioè io incontro una realtà che mi parla del passato, e in qualche modo questo mi suscita delle domande, per forza. Possono essere delle domande umane, molto eterogenee, però possono anche avere un esito inaspettato. Quindi non è da escludere che un'esperienza educativa, profonda e autentica, come è quella che noi vogliamo stabilire, e che si basa sulla rappresentazione artistica della fede cristiana, aiuti poi a rielaborare le nostre rappresentazioni di fede. Magari io entro in una chiesa per fare un'esperienza di tipo culturale e penso alla Madonnina di plastica, per esempio, che ho visto magari sopra il comodino di mia nonna, ma mi accorgo che ci sono delle rappresentazioni di Maria antiche che mi fanno scoprire, io amo tutta la dimensione di mia nonna, ci ho dormito per anni e mi ricordo tanti segni di devozione che rispetto, ma se penso anche al mio percorso per il ruolo che ho dentro le opere d'arte, interrogarle e comprenderle, magari partendo dalla loro conservazione, ma poi per capire cosa davvero volevano dire, mi hanno aperto una finestra straordinaria e assolutamente inaspettata. E quindi posso testimoniare il fatto che un'esperienza di tipo culturale, che è quella che noi proponiamo, possa diventare un'esperienza assolutamente di matrice spirituale e senza ritorno, perché poi quando inizi un cammino di questo tipo qualcosa ti spinge. E Don Giammatteo diceva: si entra in una chiesa in qualche modo comunque per cercare Dio, a volte anche come sfida. Un'altra parola chiave che ci rappresenta è la lentezza, non un mordi e fuggi, e non un atto bulimico, un'esperienza invece vorremmo che fosse da gustare, anzi da degustare. Diciamo che a me piace la metafora del mare, e quello che noi vorremmo in qualche modo stabilire, imprimere in queste esperienze è non il viaggio in catamarano sul pelo dell'acqua, ma un'immersione sorprendente di un sub che si immerge e scopre delle cose straordinarie in una dimensione assolutamente nuova e sorprendente. Alcuni aspetti tecnici, sto sforando, non ho il dono della sintesi, come si diceva. Alcuni aspetti tecnici. Chi sono questi corsisti? Sono laureati in lettere, filosofia, teologia, storia dell'arte e architettura, come a dire che per disvelare veramente questi beni occorre una competenza composita, una collaborazione. Hanno 240 ore per ciascun anno, loro stanno per terminare la loro esperienza, hanno 2 lezioni serali la settimana, una lezione mattutina mensile, e l'offerta formativa è su 3 settori: quello fondamentale legato al versante teologico, antropologico e estetico, la formazione storico-artistica, la formazione tecnica che per esempio prevede anche la competenza sul marketing o il fundraising ad esempio, come anche competenze di autoimprenditorialità. Hanno dei laboratori, ad esempio la comunicazione, l'archivistica, il marketing, come anche i corsi tematici che si svolgono dentro i siti. Per par condicio noi abbiamo fatto metà lezioni a Belluno e metà a Vittorio Veneto, ma abbiamo anche visitato tanti luoghi nel bellunese quanti nel vittoriese, almeno una dozzina per ora. Vado al titolo finale, che è una cosa a cui teniamo tantissimo. Diciamo che chi vede il volantino vedrà che per semplicità, senza ingabbiare il percorso entro maglie qualificanti normative e qualificazioni normative, abbiamo pensato di denominare la figura con una formula, potremmo dire, atecnica o comunque non normata, ecco, quella di operatore del turismo religioso, che viene riconosciuta dalle 2 diocesi. D'altro canto, l'operatore che abbiamo in mente non è assolutamente riconducibile a un semplice professionista del settore turistico, semplice con tutta quella complessità e competenza di cui ha parlato Don Giammatteo,
ma si propone innanzitutto come formatore che educa la sensibilità di quanti vengono accompagnati e che pone il ruolo formativo e spirituale come dimensione essenziale del servizio svolto. Dunque vi è necessità, anche dal punto di vista normativo, di una previsione ad hoc, che si adatti alla specificità e agli obiettivi di tale figura peculiare. E termino. Quindi qual è il nostro sogno? Innanzitutto, e qui ho Don Gianmatteo davanti, il fatto, e lui sa che martello su questo punto quando siamo in chat in Conferenza Episcopale Triveneta, che questa nostra esperienza, magari modificata, migliorata, diventi un'esperienza formativa condivisa dalla Chiesa, e che queste figure che si stanno preparando e che hanno già iniziato a piccoli passi a inserirsi nel territorio delle diocesi, con la loro funzione così specifica e alternativa di carattere formativo dentro la dimensione del sacro, possano ottenere davvero un riconoscimento ufficiale ed essere quindi contemplate nel panorama delle professioni normate dalla legislazione. Riteniamo che davvero questo sia il nostro obiettivo. Grazie. Grazie a Cristina Falsarella. Segnalo, vista la comunicazione, l'attenzione, il racconto della storia, ma anche la prospettiva, anche il tema degli operatori, di un riconoscimento, segnalo la presenza, mi scuso, ma sin dall'inizio, e quindi questo credo sia un segnale di attenzione importante, del dottor Flaviano Torresan, che è dell'Ufficio Promozione Turistica Integrata della Regione Veneto, in attesa di quello che dovrebbe arrivare, insomma, cioè l'assessore Caner, che è impegnato tra l'altro di rientro da una missione internazionale, però dal momento che sin dall'inizio è qui presente il dottor Torresan, ci fa piacere anche sottolineare il fatto che la comunicazione, la relazione, l'attenzione rispetto anche a tutti i temi che vengono posti. Questo è un tema che evidentemente si è costruito attorno alle dinamiche del nostro lavoro insieme tra le due diocesi. Su questa ovviamente altra testimonial autorevole è Ivana Faramondi, che è docente dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, e sin dall'inizio è stata coordinatrice del progetto e soprattutto in relazione al progetto scuola, ed è vicepresidente del Comitato Turismo Religioso delle due diocesi. A lei la parola. Io raccomando a tutti un po' di celerità, perché poi c'è comunque il coffee break per segnare questa prima parte. Grazie. Le mie sono una serie di considerazioni per dare fondamento e anche ragione del progetto che le nostre due diocesi hanno messo in piedi. Cerco di essere veloce e utilizzo alcune parole chiave che dovrebbero naturalmente essere, delle considerazioni che avrebbero bisogno di essere approfondite, riprese e anche accolte, e che in parte Don Caputo ha affrontato anche nell'intervento precedente. La prima parola chiave, la prima cosa che io mi chiedo e che ci siamo anche chiesti: ma c'è una domanda, una richiesta riguardo al turismo religioso? Nell'ambito del turismo sempre di più lo dimostrano i dati. La richiesta di un turismo religioso si fa presente e potremmo dire sempre di più incalzante. Per questo crediamo siano necessarie persone preparate che sappiano rispondere a questa richiesta. Alcuni dati. Secondo una ricerca dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, in Italia il turismo religioso pesa l'1,5% sul totale dei flussi turistici, di cui il 2% sulla domanda internazionale e l'1,1% sulla clientela italiana, per un totale di circa 6 milioni di presenze turistiche. La clientela straniera costituisce circa il 60% del segmento, il 45,3% proviene dall'Europa e il 14,9% dai paesi extraeuropei. La stessa ricerca dice che in tutta Europa è in aumento il turismo religioso. Secondo il Consiglio dell'Europa, negli ultimi anni si è riscontrato un aumento significativo di questo fenomeno, in particolare un incremento del numero dei pellegrinaggi verso i santuari e un incremento dei flussi collegati al turismo spirituale, quello a cui si faceva riferimento precedentemente. Nel 2016 il Consiglio d'Europa ha individuato 32 itinerari culturali che comprendono vari segmenti della memoria, della storia e del patrimonio religioso europeo e contribuiscono all'interpretazione delle diversità che caratterizza l'Europa anche contemporanea.
Inoltre, il 30 agosto del 2016 la Commissione dell'Unione Europea ha proposto ufficialmente che nel 2018 sia proclamato Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Questa è un'occasione importante per le associazioni che operano nel settore. Si stima che ogni anno oltre 250 milioni di pellegrini si mettano in cammino in Europa. Inoltre le motivazioni religiose si mescolano a nuove forme laiche di turismo che spesso ruotano attorno ai siti religiosi. Il turismo spirituale e religioso, identificato dall'Organizzazione Mondiale del Turismo come uno dei settori turistici che crescono più rapidamente, continua ad aumentare di anno in anno. Il turismo rappresenta la terza attività economica più importante dell'Unione Europea. Essa impiega circa il 5,2% del totale della forza lavoro, pari a 9 milioni di posti di lavoro e coinvolge 2 milioni di imprese, soprattutto piccole e medie, penso ai nostri territori. Il patrimonio religioso include la maggior parte del patrimonio culturale europeo, per la quale i cittadini provano un profondo attaccamento, come ha riscontrato un recente sondaggio condotto dall'organizzazione non governativa che si interessa del futuro del patrimonio religioso. Si dice in questa comunicazione: i luoghi di culto già attraggono un vasto numero di visitatori, ma il potenziale dei tesori custoditi nei siti religiosi più piccoli, sia nelle zone urbane sia in quelle rurali, costituiscono quel che molti definiscono il più grande museo d'Europa, e questo è ancora sottoutilizzato. E a questo naturalmente noi, il nostro gruppo, guarda, ecco, il nostro progetto. Molto brevemente facciamo anche presente, e questo dagli osservatori viene continuamente messo in evidenza, che la motivazione di coloro che vogliono praticare il turismo religioso non nasce solo dal desiderio di visitare un luogo, ma di incontrare tematiche ben precise che si evidenziano lungo i percorsi e i luoghi. Ad esempio le ultime cene e il loro significato, le chiese della Controriforma, le chiese con annesse le confraternite, eccetera. Ecco, sono tutte tematiche che chiaramente ci danno l'opportunità anche non solo di affrontare il luogo, ma di affrontare l'ambiente, ecco, nel quale il luogo è inserito. Allo stesso tempo, su questa linea riteniamo importante la presenza di un turismo chiamato slow, lento. Un turismo che va nel senso di un apprezzamento della dimensione locale. Questo potremmo chiamarlo turismo colto, che cerca di entrare nella dimensione locale apprezzando le sue peculiarità, meno conclamate e meno evidenti. Adesso mi fermerei un attimo sul discorso dell'economia, che però è veramente un flash. Ecco, il nostro desiderio è vedere che venga praticata un'economia virtuosa, che parta non dal mero guadagno e non si fermi solo a quello, ma che nasca da un bisogno di esercitare la memoria, che nasca dalla storia, dalla bellezza, dai significati profondi che l'hanno generata. Un'economia virtuosa che non depaupera i luoghi, ma è in grado di valorizzarli secondo il loro significato, in questo caso naturalmente legato al sacro. Un'altra considerazione che va fatta è che c'è bisogno di ascoltare. Crediamo che tutti, ognuno per la propria parte, si debba mettere in ascolto e trarre da questo ascolto la propria ispirazione per operare per il bene comune. Dico solo velocemente dei piccoli dati che ci riguardano le nostre due diocesi. 800 siti religiosi presenti solo nelle nostre due diocesi. Decine di pubblicazioni, alcune delle quali di grandissimo pregio, per esempio i tesori d'arte. Felice incontro tra la provincia di Belluno e le diocesi di Belluno-Feltre, e una parte condivisa con la diocesi di Vittorio Veneto. Per non parlare dei cammini, incominciamo da quello del Beato Toniolo, per passare al cammino delle Dolomiti, per arrivare alla Via dei Papi e a numerosissimi pellegrinaggi storici tuttora attivi, 2 musei diocesani, quello di Vittorio Veneto, quello della diocesi di Belluno-Feltre, un vero gioiello, biblioteche con veri tesori e archivi con informazioni assolutamente preziosissime e inedite. Tutto questo, crediamo, debba essere motivo di vanto e di orgoglio per tutti.
Altra cosa da tenere in considerazione, la collaborazione. Non meno importante la sinergia tra realtà diverse, enti, volontari, corsisti e soprattutto il progetto scuola. Di fatto questa collaborazione c'è, siamo riusciti ad avviarla e a promuoverla. Diciamo che è iniziata tra le nostre due diocesi con le province, con il BIM Piave sia di Belluno che di Treviso, presenti con i loro contributi economici, soprattutto quello di Belluno che ci ha dato la possibilità di avviare la nostra avventura. Con la Confartigianato, dove è stata offerta la possibilità ai nostri corsisti di misurarsi con il turismo esperienziale. Con la Camera di Commercio, anche qui un prossimo progetto, con il Touring Club italiano. Nel frattempo, come è stato già detto, è nato il Comitato del Turismo Religioso, Diocesi Belluno Feltre e Vittorio Veneto, che a breve vorremmo si trasformasse in un organismo associativo, capace di operare in maniera efficiente nei nostri territori. Molto importanti da non dimenticare i volontari formati nell'ambito del progetto Beato Toniolo Le Vie dei Santi, senza i quali moltissime chiese sparse nel territorio non potrebbero essere visitate. Per ultima, e non certo per ultima in ordine di importanza, la collaborazione con gli uffici scolastici territoriali di Belluno e Treviso, con i quali abbiamo avviato il progetto scuola, dal titolo Valori e Territorio, collaborazione scuola e Comitato Turismo Religioso, Diocesi di Belluno Feltre e Vittorio Veneto. Un progetto che durerà 3 anni. Quest'anno partecipano 17 istituti tra i due territori. E abbiamo avviato anche allo stesso tempo l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro, virtuosa sotto tutti i punti di vista. Prendo direttamente dal progetto scuola il significato e lo scopo di questo lavoro comune. Solo questo. La distanza e la perdita dei contenuti primari del significato dei linguaggi legati all'arte e al sacro, la non conoscenza dei processi creativi allontana lo scopo dal significato, la cultura dalla conoscenza. La scuola è il luogo dove riappropriarsi di questa conoscenza per rappresentarla e rivitalizzarla, facendosi con l'aiuto di esperti promotrice di questi linguaggi e di questi contenuti. Il progetto vuole essere di aiuto e di stimolo agli studenti per guardare oltre, per una lettura e una comprensione più ampia e profonda e consapevole del territorio, dal quale emergono segni, tracce, manufatti legati all'esperienza del sacro, un insieme di valori condivisi dalla comunità del passato e del presente che hanno segnato la storia e l'identità di quei luoghi e di quelle comunità e quindi che riguarda anche gli stessi studenti. È importante conoscere il passato per capire meglio il presente e costruire il futuro. L'impegno che ci siamo dati come comitato in questo senso ha trovato grande collaborazione tra gli insegnanti delle scuole. Allo stesso modo i nostri corsisti, come tutor di questa esperienza, hanno avuto l'occasione di sperimentare da subito la nostra metodologia e la loro preparazione. Per non parlare del neonato Istituto Toniolo, del suo direttore scientifico Marco Zabotti, membro del Comitato Turismo Religioso, organizzatore di questo importante evento al quale va la nostra gratitudine, ovviamente. Sono collaborazioni significative ma ancora in itinere. Vorrei parlare anche della fruibilità che per esempio ci permette di conservare il territorio e di proteggerlo e in sintesi tenere in vita insieme i suoi abitanti e poi i destinatari ai quali Cristina aveva fatto precedentemente riferimento. Adesso mi dice di tagliare, quindi chiudo. Grazie Ivana Faramondi anche per questo suo sforzo, ma insomma sei arrivata alla fine, non è che non ti ho sei stata brava, e questo nell'ottica di un'agibilità che sa affrontare anche le situazioni incontinenti. Ha parlato di una collaborazione, ha parlato del tema della formazione, dell'attenzione alla scuola. Da questo punto di vista l'incontro fra le due diocesi ha aperto ulteriori scenari e su questi interviene Andrea Bona, che è architetto, tra l'altro ha curato il restauro dell'antica chiesa di Cesana di Lentiai, uno dei modelli anche che poi è diventato anche motivo per la nascita di un gruppo locale di accoglienza, di promozione. C'è stato anche un incontro importante in questi ultimi tempi con altre diocesi, ma ce lo dirà Andrea Bona. Grazie. Grazie a voi per la profondità anche di alcuni dei messaggi che sono passati questo pomeriggio. Mentre ascoltavo io mi chiedevo, ma in fondo chi sono questi turisti religiosi? Chi sono?
E una prima risposta è che in fondo i primi siamo noi. E se sappiamo in qualche modo spogliarci di una serie di convenzioni e di abitudini e offrire spontaneamente, mostrare spontaneamente quelli che sono beni che hanno un profondo valore di identità e di comunità. Perché il problema io credo sia questo. Io faccio l'architetto, sono un architetto molto strano perché ho sempre preferito mettere a posto edifici vecchi piuttosto che costruirne di nuovi. E voi sapete che questo per l'orgoglio degli architetti è una cosa che non sempre va d'accordo. Però mi sono accorto che un buon restauro di una chiesa, quando ho avuto l'avventura di farne, riesce bene quando c'è una comunità. Se non c'è una comunità in qualche modo si perde molto e non si riesce mai a arrivare alla fine, soprattutto a concludere l'opera. Questo è stato il senso dell'esperienza di Cesana, che è partita da un evento tragico e ha consentito la riscoperta e la ricostruzione di una comunità intorno alla propria chiesa, intorno alla propria storia. È stata fondata un'associazione che si chiama non a caso Amici di Cesana, per cui una cosa di cui è presente qui la Presidente Maria Grazia Fontana, e spontaneamente è stato fatto un corso di guide per mostrare questo patrimonio di cui ci si era in qualche modo reincaricati. Era un patrimonio che era ritornato a essere un patrimonio di una comunità, per cui condiviso, un bene condiviso. E quando è profondamente condiviso lo si può mostrare agli altri e condividerlo anche con gli altri, se lo si possiede nel senso positivo del termine. E l'incontro che è venuto successivo è stato spontaneo verso chi aveva già percorso, e noi non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto a un certo punto, una parte importante di questo tracciato, come appunto, come si è detto, il corso di formazione ed altro. Proviamo adesso a fare un passo ulteriore, a condividerlo con altri. Abbiamo provato a sottoporre alla diocesi di Bolzano-Bressanone e di seguito alla diocesi di Innsbruck la proposta di un Interreg che permetta di condividere questo percorso e allargare questo percorso di formazione e costruire anche degli itinerari delle cose. È uno sforzo perché gettarsi in questa dimensione non è semplice. C'è un profondo legame, evidentemente, perché c'è un profondo legame di identità religiosa al di sotto di questo, però ci sono anche delle profonde diversità e delle sfide conseguenti che non sono sfide da poco. Ma voi pensate a qual è solo la grandezza territoriale di 4 territori, di 4 diocesi unite che vanno dal mare fino al centro delle Alpi. Credo che questa sia la sfida principale, però allo stesso tempo ribadisco che tutto questo non può essere il turismo religioso inteso, bellissime immagini prima, io ho sempre un senso di fastidio quando in una chiesa si creano dei percorsi misti, separati, non è quello, è un'unità che non può essere spezzata, non può essere 2 cose insieme, cioè non può essere un luogo di culto e un luogo turistico separato, è tutt'uno, è un edificio che è una manifestazione di un'identità e tale deve restare. E forse questo si fa meglio nelle cose piccole rispetto alle cose grandi, negli edifici minori rispetto agli edifici maggiori, che creano chiaramente dei problemi anche di non semplice gestione. Forse partire da questi territori marginali rispetto alle grandi città d'arte può dare delle impressioni in più, però non credo si possa fare senza le comunità locali, che sono il fondamento di tutto questo. Grazie. Grazie Andrea Bona. Subito la parola a Don Raimondo Sinibaldi. Qui parliamo di pellegrinaggio, abbiamo parlato di una dimensione che diventa non soltanto interdiocesana ma addirittura interregionale. Don Raimondo è ideatore e animatore del progetto Romea Strata, che tra l'altro viene a lambire, viene a toccare anche l'esperienza della diocesi di Vittorio Veneto. È una via sul quale solo lui autorevolmente può spiegarci davvero tutto. Grazie, la parola a Don Raimondo. Grazie, buonasera a tutti quanti. Romea Strata intende valorizzare le vie di pellegrinaggio del nord-est d'Italia che provengono dal nord, nord-est e anche dal sud-est d'Europa. Parliamo di pellegrinaggio non nel senso devozionistico del termine, chiaramente, ma di pellegrinaggio inteso come ricerca di fede, come cammino spirituale, come andare nei luoghi dove lì si può attingere nuovo senso alla vita e nuovo senso e valore anche alle nostre azioni quotidiane. Quindi dobbiamo intenderlo in questa ottica e in questa maniera. Certamente il pellegrinaggio porta con sé che tutti gli elementi di carattere storico, culturale, artistico, paesaggistico, enogastronomico e quant'altro, ma l'intendimento di fondo deve essere questo. Se
Nell'ovest dell'Europa c'erano e ci sono le vie francigene, nell'est d'Europa e dell'Italia c'erano e ci sono chiaramente le vie romee. Come potete vedere dalla mappa, 3 erano le grandi direttrici di pellegrinaggio: Roma, Santiago e Gerusalemme, e noi dobbiamo pensare al nostro territorio del nord-est d'Italia come un grande incrocio, un grande imbuto nel quale chi proveniva da tutte queste aree chiaramente transitava per poi smistarsi verso Venezia per la Terra Santa, giù verso la Toscana per andare verso Santiago e andare verso Roma. Quindi il nostro territorio era un luogo molto significativo da questo punto di vista. La Romea Strata, avanti, che abbiamo riscoperto in questi anni, intende agganciarsi a Miren in Slovenia per andare a Concordia Sagittaria, poi da Tarvisio, Concordia Sagittaria, da Passo Montecroce Carnico fino a Venzone, poi chiaramente giù dal Brennero per il Vicentino, e da Concordia Sagittaria giù per la via Annia fino ad arrivare praticamente al Po. Poi anche c'è una diramazione del Veronese, della Porciliana, della Postumia, dal Po chiaramente la via nonantolana longobarda che attraversa gli Appennini e va ad intersecarsi nella via francigena. Quindi ecco, questo è il reticolo di 1300 km della Romea Strata. Abbiamo coinvolto 182 comuni con delibere per approvare il percorso, 335 parrocchie, 10 province, 5 regioni, più di 500 realtà di accoglienza, alberghi, bed and breakfast, ristoranti, eccetera, eccetera, e 156 tra associazioni, realtà, fondazioni, quant'altro che lungo la Romea Strata operano in qualche maniera e a diverso titolo. In maniera particolare noi vediamo l'intersecarsi della Romea Strata chiaramente con il cammino di Toniolo e dei Santi. Questo è molto importante perché la Romea Strata certamente ha un grande respiro ed arriva fino alle capitali baltiche. Abbiamo già dei contatti anche Tallinn, Riga, eccetera, eccetera, benissimo. Ma dall'altra parte ha anche un respiro locale, quindi ecco la valorizzazione dei cammini locali che mettono in evidenza la bellezza, la ricchezza di un territorio specifico e locale. Dobbiamo mai pensare ai pellegrini classici, fanno tutto il cammino e basta, ma dobbiamo pensare anche a forme diverse di pellegrinaggio, anche a rate, a tratti, insomma ci sono varie modalità come si sta vedendo attualmente lungo il cammino di Santiago de Compostela. Quindi la Romea Strata da una parte è una grande direttrice di marcia, una grande arteria che evidenzia un grande percorso verso una meta che è fondamentalmente Roma. Un cammino locale aiuta a far crescere, ad arricchire, ad evidenziare le ricchezze, le potenzialità di un territorio, ma anche a far capire che dal proprio territorio si può partire per andare verso Roma e quindi sul proprio territorio si è già per certi versi sulla via, sulla linea di un grande pellegrinaggio come può essere quello chiaramente verso Roma o verso altre destinazioni. Difatti ecco nella mappa che avete in mano, che troverete qui anche fuori, vedete come i cammini locali sono stati molto evidenziati, il cammino delle Dolomiti, dei Papi, eccetera, anche in Friuli, in Veneto, in altre zone, perché chiaramente hanno una valenza importantissima. Quindi c'è un rapporto di sistole e di diastole, come il cuore, tra la grandezza del percorso, la diastole, ma anche di sistole, quando chiaramente in una singola realtà lì si va a valorizzare tutto un contesto e tutta un'area specifica. Quindi ecco, la Romea Strata porta con sé questo grande intendimento e questa grande prospettiva. Stiamo lavorando adesso in questi mesi su alcune questioni molto importanti, tra un mese circa penso avremo anche in mano una guida molto importante dell'intero tracciato, dell'intero percorso. Abbiamo coinvolto le associazioni in vari incontri, stiamo andando nel territorio per portare avanti diverse iniziative e quindi la Romea Strata sta crescendo e speriamo che diventi una grande via di pellegrinaggio da realizzare insieme. Grazie. Grazie a Don Raimondo anche per la splendida sintesi. Grazie. Allora, mentre
ci diamo appuntamento e chiudiamo questa seconda sessione, capite, di rete in rete. Sostanzialmente la diocesi di Vittorio Veneto insieme con Belluno, oggi insieme le due diocesi, si aprono dimensioni verso altre realtà interregionali, si aprono dimensioni verso progetti che vanno anche addirittura oltre il nostro paese, quindi dimensioni internazionali. Quindi capite oggi questo snodo, questa importanza, questo essere dentro un percorso virtuoso del turismo religioso. Allora, da questo punto di vista ci diamo appuntamento tra un quarto d'ora per la terza sessione. C'è un coffee break per tutti, importante, ci ritroviamo qui perché a proposito di reti parleremo di una rete locale sul territorio fra il turismo religioso e altri soggetti economici, associativi e istituzionali che già collaborano. E in questo senso, mentre vi accingete, ringraziando Bruna Folladori in particolare che ha coordinato tutta la dimensione del coffee break, ringraziamo Latteria Soligo, Banca Prealpi, Cantina Colli del Soligo, Cooperativa Insieme Si Può, Fondazione Ispirazione, Consorzio Tutela Prosecco di OCG, per Accademia Internazionale Arte Casearia, Associazione Famiglie Rurali Sinistra Piave, Istituto Diocesano Sostentamento del Clero, Ente Ecclesiastico, Collegio Balbi Valier, il BIM Piave di Treviso e BIM Piave di Belluno, il Consorzio Proloco del quartiere del Piave, che tra l'altro è col suo InfoPoint, insieme all'Umpli Treviso e all'Umpli Veneto. Grazie, perché tutto questo è reso possibile grazie a questa solidarietà. Ci rivediamo qui tra un quarto d'ora per il rush finale insieme. Grazie. Inizia la terza sessione del convegno. Il tema è il turismo religioso in rete con i soggetti economici, associativi e le istituzioni del territorio. Allora, da questo punto di vista, proprio vogliamo in qualche modo articolare in due sezioni questa commissione. Innanzitutto chiamerei, proprio per i soggetti economici e associativi, a raggiungermi sul palco Giovanni Follador, presidente dell'Umpli regionale, Michele Genovese, che è direttore del GAL Alta Marca, Innocente Nardi, che è presidente del Consorzio Tutela Prosecco, e Paola Pagotto, che è presidente della cooperativa Insieme Si Può. E a questo punto, sempre se ci sarà data una qualche comunicazione o non ci sarà data sulla vicenda dell'assessore regionale, ma credo che la seconda parte comunque c'è la presenza del dottor Toresan e quindi i soggetti istituzionali, che ricordo a questo punto il presidente del BIM Piave Treviso, anche a nome del collega presidente del BIM Piave Belluno, i due referenti per la provincia, la dottoressa Fauro per la provincia di Belluno, Roberto Fava per la provincia di Treviso e a questo punto anche il dottor Torresan per quanto riguarda il dato istituzionale, quindi un confronto tra loro per quanto riguarda il discorso in rete. Se consentite, mentre ancora ci prendiamo posto, quando dico Paola Pagotto penso anche a Rina Bitz, la salutiamo, posso dire, con grande applauso. È presidente della Fondazione Ispirazione, è stata tra i primi, io ricordo in particolare anche qui con una collaborazione dal punto di vista anche delle pubblicazioni, del pensiero con il Comune di Pieve di Soligo. Alcuni anni fa c'è stata anche proprio la disponibilità reciproca e la realizzazione di questo volume che abbiamo utilizzato, anche presentato in più occasioni, ma anche nell'occasione del premio Toniolo, il concetto cristiano di democrazia. È stato l'inizio di una collana che poteva e doveva proseguire. Però oggi salutiamo, se consentite, Rina Bitz proprio per questa sua tanto presenza, per questo suo impegno che è sempre stato convinto e appassionato sulla vicenda Beato Toniolo, sui protagonisti del cattolicesimo italiano, grazie anche ai corsi che ha fatto con la Fondazione, e la sua presenza oggi dentro il circuito a sostegno di Beato Toniolo e Via dei Santi è un'ulteriore conferma del suo impegno che veramente ci edifica, e quindi un grazie speciale a Rina Bitz per tutto questo. Grazie. Se consentite, salutiamo anche, a proposito di rete e di belle relazioni che abbiamo condiviso, che abbiamo intessuto anche in questa vicenda di questo convegno, l'amico Loris Serafini del Museo Albino Luciani, Canale d'Agordo. È venuto qui con noi, lo salutiamo, eccolo qui. C'è una relazione speciale non soltanto per tutte le iniziative che il Canale d'Agordo, il museo e tutta la fondazione, no, Albino Luciani ha messo in campo, ma anche perché sapete che nell'ultima occasione proprio dell'inaugurazione degli eventi che sono seguiti anche rispetto alle pubblicazioni
hanno un interlocutore speciale che risponde al nome di Pieve di Soligo ed è il cardinale Beniamino Stella. Con lui hanno messo in campo tutta una serie di attività e di collaborazioni, proprio lui che oggi è il postulatore della causa di beatificazione di Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. Quindi capite che il senso anche di queste presenze, di queste relazioni va nella logica di approfondire contatti, dimensioni e anche occasioni di approfondimento di temi culturali, di quelle vie dei santi e della santità che, guarda caso, anche qui mettono in stretta correlazione la diocesi di Vittorio Veneto e la diocesi di Belluno. Vittorio Veneto, dove Albino Luciani fu vescovo per 11 anni prima di diventare patriarca e poi Papa. Quindi grazie anche per questa presenza, c'è anche del materiale, eventualmente l'invito anche a visitare il museo Albino Luciani di Canale d'Agro. Grazie a Loris. Dicevo, la rete dei soggetti innanzitutto economici e associativi. Ecco, da questo punto di vista ringrazio le persone che sono al tavolo con noi oggi pomeriggio e vorrei cominciare con la presenza femminile, con Paola Pagotto, che è presidente della cooperativa Insieme si può e è dall'inizio insieme, proprio con Fondazione Ispirazione, tra i primi sostenitori, i primi convinti, nel momento in cui non era facile accettare questa scommessa e dire che c'era un investimento di fiducia, ma anche un concreto sostegno perché ci potessero essere il primo sito web, le pubblicazioni e così, tutto il percorso che poi da lì è iniziato. Quindi a Paola io chiederei, così come chiedo agli altri amici in questo confronto, in questo che vuole essere un dialogo, che cosa vuol dire oggi questo sostegno, questa presenza che è stata voluta dentro la Commissione Scientifica dell'Istituto Beato Toniolo Levi dei Santi, ma anche in generale una cooperativa di grandissima prevalenza femminile che è dentro la vicenda del sociale, accetta questa scommessa anche finalizzata non solo alla cultura ma anche al turismo religioso. Che cosa significa? Che segnale volete dare? Che cosa pensate di questa prospettiva? Grazie, la parola a Paola Pagotto. Con questo stimolo ci sarebbe da aprire, credo, non 1 ma 7 convegni. Quindi io, Marco, con tutta l'umiltà del caso, non posso che dire che la partecipazione fin dall'inizio a questo percorso credo sia transitata prima di tutto attraverso la rete delle persone, perché si è impresa, si è tante cose, ma prima di tutto è la relazione interpersonale quella che ti fa dire un sì, ti fa dire una partecipazione, ti fa condividere un pensiero e dal pensiero un percorso. La cooperativa Insieme si può è nata nell'83, quindi ha una storia lunghissima. Oggi è una delle più grandi cooperative in provincia di Treviso, è sicuramente la cooperativa sociale di maggiori dimensioni, ma nell'ambito delle cooperative, una volta si diceva le cooperative bianche, le cooperative che comunque hanno una ispirazione, all'origine una ispirazione cattolica, è sicuramente la più grande della regione. Questo comporta delle responsabilità e delle responsabilità importanti. Comporta ad esempio il fatto che quando si lavora, e siamo in questo momento 1350 persone che lavorano, persone a busta paga, maggior parte donne, 32 nazionalità, 120 maternità in corso in questo momento. Dico questi numeri perché insomma sono i primi che mi vengono in mente, più che il fatturato, più che il volume, più che perché questi sono i numeri che parlano di persone che lavorano e dall'altra parte di persone che sono destinatarie dei servizi e sono attività le più svariate, quelle nelle quali lavoriamo, dai piccoli degli asili nido agli anziani delle case di riposo. Qui c'è il sindaco di Ponte di Piave, mi fa particolarmente piacere perché a Ponte di Piave abbiamo realizzato una cosa molto bella, quelle cose che nascono solo nelle sinergie tra pubblico e privato. Io credo il comune aveva una proprietà che doveva essere, come dire, rimessa in sesto perché datava da tantissimi anni.
e la cooperativa si è assunta l'onere del restauro, della ristrutturazione, dell'ampliamento, e insomma adesso è diventata una casa di riposo assolutamente all'avanguardia, mi permetto di dire, con 90 posti letto e una chiesa molto grande, perché una delle cose che magari succede quando si lavora così laicamente nei territori, nelle situazioni, è che magari si tralasciano certi aspetti, no? E a me è capitato di entrare in strutture per anziani e vedere che il luogo di culto era una stanza che a seconda dei momenti era magazzino, era sala riunioni, era luogo di culto. Il fatto di avere invece in ognuna delle strutture che noi gestiamo, noi ne gestiamo 3 di questo tipo in totalità, mentre siamo presenti in una ventina di altre strutture di questo tipo con servizi, bene, in tutte e 3 c'è un luogo di culto dedicato, esclusivo, non contiene opere d'arte di pregio, quindi non sono luoghi da turismo religioso, però sono luoghi di frequentazione e di comunità, dove almeno settimanalmente la messa viene celebrata, e questo è un elemento a cui teniamo in modo particolare. Chiudo la parentesi per dire che appunto lavoriamo tanto anche nell'ambito della salute mentale con persone in difficoltà, giovani anche, molto giovani, ragazzi e adolescenti. Una delle problematiche nuove con le quali ci stiamo confrontando sono i disturbi del comportamento alimentare, quindi parlo anche proprio di avanguardia e di strutture assolutamente innovative per il nostro territorio. Ecco, quindi da tutto questo perché all'origine anche del nostro essere, noi abbiamo riconosciuto, lo abbiamo da sempre riconosciuto, c'è una maturazione di senso civico, un senso di cittadinanza non solo attiva ma direi profonda, che data e che ha origine dentro al pensiero sociale della Chiesa, e il Toniolo sicuramente sappiamo tutti essere non solo un rappresentante ma un maestro. Un maestro però che non ha solo teorizzato con i suoi scritti e con le sue testimonianze, ma che ha fatto, ha creato, no? Ha tradotto il pensiero in un'azione innovativa. E qui a Pieve di Soligo ne avete le testimonianze ancora oggi attuali e significative. Questa radice è quella che a distanza di tanti anni, a fronte di una situazione sociale, economica, politica mutata, ha fatto sì che ad esempio negli anni '80 siano nate, non solo Insieme si può, ma anche sulla scorta, no? Dell'evoluzione dei tempi, anche tante altre esperienze di cooperazione sociale, perché dopo l'epoca della fondazione delle latterie, delle cantine, eccetera, che hanno continuato la loro attività, non solo l'agricoltura ma anche il terziario e gli altri settori della vita quotidiana. Si diceva fino a qualche anno fa, fino a qualche tempo fa, del welfare, adesso questa parola non si può più pronunciare perché si è disgregata, e staremo a vedere come riusciremo tutti insieme a rimettere in sesto un nuovo modello. Dobbiamo farlo perché questa è la grande sfida del momento ed è il grande bisogno delle persone. Ecco, da credenti dentro a questa situazione. Io chiudo usando un'immagine, se mi permettete. A me piace molto, così, scusate, un aneddoto personale, mi piace molto la montagna e mi piace molto, e quindi ho ben presente le certe situazioni dell'arco alpino. Bene, ci sono vallate insomma, in tutte le Alpi dove ogni chiesa, ogni chiesetta, ogni piccolo sacello ha sul muro esterno rappresentato il San Cristoforo, questo grande, questo comune, questo gigante che porta Cristo sulla spalla. E non sta dentro alla chiesa, sta nella parete esterna, perché tutti, pellegrini, viaggiatori, pastori, contadini, viandanti,
potessero osservare e avere un monito. Ecco, il nostro stile è quello che con tutta la semplicità e l'umiltà del caso cerchiamo di portare da credenti dentro le situazioni nelle quali operiamo, è questo, cercare di essere un pochino dei piccoli San Cristoforo. Grazie. Grazie a Paola. Le radici del pensiero sociale cristiano dentro quindi la prospettiva che poi dà valore, assume il valore anche del turismo religioso. In questo circuito c'è da qualche tempo ormai convintamente anche il Consorzio Tutela Prosecco di OCG. Perché? Perché è dimensione importante di una vicenda che è culturale, che è spirituale, ma che abbraccia tutto, è pienezza di vita umana, incontra anche la dimensione della terra, del paesaggio, del lavoro dell'uomo e del prodotto squisito di questo territorio. In questo senso la parola quindi a Innocente Nardi, Presidente del Consorzio Tutela. Grazie. Ovviamente saluto Sua Eccellenza il Vescovo e tutte le persone presenti, ringrazio per questa opportunità. La mia breve riflessione parte da un principio che è quello che rappresento una denominazione, chiaramente è riferita a un prodotto, il Prosecco Superiore di OCG, però la considerazione parte dal fatto che un prodotto qual è il Prosecco Superiore è un prodotto cosiddetto voluttuario. La gente oggi può vivere tranquillamente bene senza acquistarlo, senza assumerlo, senza berlo. Credo che chi lo acquista per come dire, un aspetto di piacevolezza, di momento in modo particolare di stare insieme alle persone, lo definirei quasi come, no quasi, lo definisco un prodotto culturale. È un prodotto culturale di questo territorio, del Conegliano Valdobbiadene. Questo è il punto di partenza per spiegare che l'azione che il mondo della produzione del Conegliano Valdobbiadene, che non sono solo quelli che imbottigliano e vendono, ma quelli che coltivano la vigna, quelli che hanno in maniera indiretta un'attività a supporto del mondo prosecco, devono sostanzialmente partire da questo presupposto, vendere un prodotto culturale. E considerando il fatto che il Prosecco di Conegliano Valdobbiadene non è la somma di 3 o 4 grandi aziende come capita in qualche altro territorio dove fatturati astronomici di 3-4 aziende formano il comparto, il settore produttivo, considerando che qui abbiamo 3.000 viticoltori, abbiamo 180 aziende imbottigliatrici, molti di voi interagiscono con queste aziende, diventa un patrimonio della comunità di Conegliano Valdobbiadene e sottolineo il concetto di comunità perché credo che questo sia l'elemento che dà un valore aggiunto al territorio. Tenete presente che il Consorzio del Conegliano Valdobbiadene è soggetto capofila di un ATS che ha come obiettivo la candidatura UNESCO del nostro territorio, che anche qui, come continuo a dirlo da sempre, non è la candidatura del Prosecco, è la candidatura culturale sempre di una comunità, del Conegliano Valdobbiadene inteso ampia, perché raggruppa 26 comuni, non 15 come è la realtà della denominazione. Quindi questa candidatura, secondo me, che abbiamo avuto modo anche qui col dottor Genovese, con molti soggetti di voi di seguirla, candida un modello di sviluppo che si basa su una visione di un territorio chiaramente con un'ispirazione cristiana. E su questo aspetto credo che la comunità debba riprendere in maniera orgogliosa quelle che sono le proprie radici e presentarla a chi sta studiando il fenomeno Prosecco come modello di sviluppo. Credo che debba capire
che il modello di sviluppo di questo territorio ha delle caratteristiche veramente di unicità, ma ben ancorate a quello che è il modello di sviluppo, di ispirazione cristiana, che Toniolo ha chiaramente espresso praticamente nel 1800 con, se non sbaglio, con la Rerum Novarum. Quindi credo che questo sia un aspetto estremamente importante, e vi spiego anche perché. Noi mettiamo insieme, ad esempio, 3 comparti: i viticoltori, le grosse aziende, diciamo grosse per noi, aziende imbottigliatrici, e le cooperative. È un modello che in questo momento distribuisce ricchezza a tutta la filiera, perché c'è una democrazia all'interno di questa filiera. Se pensiamo che le cooperative rappresentano il circa 30%, 35% della offerta di prodotto, gli imbottigliatori che acquistano l'uva dai viticoltori ne rappresentano un altro 30%, i viticoltori con aziende verticali, quelli che trasformano direttamente, che vanno dalla vigna all'imbottigliamento, coprono il restante 30%, e questo penso sia un valore di equilibrio di un modello di sviluppo che qui, per dire, a Pieve di Soligo trova chiaramente forza su quello che è l'operato anche del Toniolo, proprio perché credo che sia un aspetto importante nel momento in cui diciamo, adesso non vorrei aprire ai massimi sistemi la logica del liberismo sfrenato, chiamiamolo socialismo, cioè io credo che questi siano esempi concreti di quello che è l'opera sul territorio. E allora dico, se questo è l'aspetto importante, appoggiato poi a tutto quello che è un polo di ricerca della conoscenza, non dobbiamo dimenticare l'aspetto formativo. Il mondo del Prosecco ha in Conegliano l'università, la facoltà di enologia, la scuola enologica, il CREA, che è il centro di ricerca viticolo di Conegliano. Penso che questi siano aspetti importanti da far conoscere, e la candidatura dell'UNESCO a patrimonio umanità di questo territorio, che ripeto non è la candidatura del Prosecco ma di una comunità, ha necessità di ripensare il turismo. Noi in questo momento, in termini, come dire, di posti letto, non diamo risposta a quella che è una domanda sempre più come dire, crescente. Il Prosecco, le colline di Conegliano Valdobbiadene sono una destinazione turistica che può solo crescere quando praticamente avremo anche la possibilità di essere riconosciuta a candidatura UNESCO. Perché? Perché il Prosecco rappresenta uno dei 5-6 vini conosciuti in tutto il mondo: Champagne, Bordeaux, Borgogna, Prosecco, Brunello, Chianti, cioè sono prodotti veramente interessanti e lo presentiamo in tutto il mondo. Quindi credo che su questa logica sia necessario veramente affrontare il problema del turismo, di un turismo chiaramente elitario, perché noi non siamo Venezia come destinazione, non siamo Jesolo come destinazione, un turismo elitario che vuole conoscere l'ambiente, che vuole conoscere la cultura enogastronomica e via dicendo. Faccio un attimo di sintesi, perché altrimenti noi abbiamo Vino in Villa, che è una nostra manifestazione, come mondo della produzione per la 20ª edizione. Fino adesso abbiamo sempre colto questa manifestazione per presentare il prodotto, coerentemente con quello che stiamo comunicando. La stiamo trasformando in una manifestazione non più del Prosecco, rimarrà anche del Prosecco perché chiaramente, però del territorio. Quest'anno coinvolgeremo i ristoratori, perché la gente viene qui per comunque vedere il posto, ma anche per assaporare quello che è l'aspetto gastronomico, e mi permetto di ricordare, anche se ovviamente vedo l'architetto Falsarella, Marco, che ci sta seguendo, faremo un piccolo esperimento nel aprire, io dico, le chiesette, proprio perché alla fine comunque la nostra gente, le generazioni passate, forse in questa fase dovremmo noi produttori un po', come dire, recuperare e studiare un po' di più la storia. Però in questa fase l'arte del fare vino era strettamente collegata
con le chiesette, il ritualismo, cioè credo che sia effettivamente una opportunità proprio per dare un segno di crescita e di conoscenza di quella che è la nostra realtà. Mi fermo qui, mi rendo conto che parlare di Prosecco per qualcuno evoca anche altri scenari, però quello che voglio sottolineare sotto questo aspetto è un mondo in evoluzione. Io credo che le situazioni che succedevano 5 anni fa, 10 anni fa, fra 10 anni non ci saranno, perché io ripeto, noi dobbiamo seguire la conoscenza, la ricerca, proprio perché diventi sempre più un'attività integrata con la sostenibilità ambientale a 360 gradi. Grazie. Grazie. La parola al Presidente dell'UNPRI provinciale e regionale, Giovanni Follador. Ricordo una collaborazione a proposito di reti e di sinergie che è già in atto da qualche anno, nell'ultimo anno in particolare. Primavera del Prosecco ha fatto il concorso fotografico proprio sulla dimensione religiosa, su chi riusciva in qualche modo a riprodurre le istantanee sui momenti, come dire, gli edifici sacri del territorio, e c'è stata proprio un'occasione in quel caso proprio di abbinamento del nostro logo, insomma della nostra esperienza con la Primavera del Prosecco. Ricordo a tutti, lo sapete, l'UNPLI, che cosa in questi anni, dal punto di vista della formazione degli operatori, dal punto di vista della promozione del territorio, dal punto di vista del marketing, dal punto di vista così proprio dell'animazione con le loro esperienze proprio di comitati di Proloco a favore appunto delle nostre realtà. La sua visione regionale credo quindi sia assolutamente titolato a darci un ulteriore contributo. Grazie a Giovanni. Grazie Marco per l'invito, e che ben volentieri così. Noi ti abbiamo sempre seguito un po' dall'inizio in questo progetto delle Vie dei Santi, questa valorizzazione turistica sotto l'aspetto religioso del territorio. E noi come Proloco siamo radicati in maniera abbastanza forte in questo territorio, cerchiamo di animarlo. A livello, entrando avete visto che anche il cartello con un po' i nostri numeri a livello regionale, 535 Proloco, 60.000 volontari, ma soprattutto poi in tutti questi anni ci siamo organizzati anche non solo a livello locale, ma anche a livello di consorzi, cioè di gruppi di Proloco, anche a livello provinciale e a livello regionale. Anche in questo territorio c'è un consorzio di Proloco che raggruppa 21 Proloco, che è il consorzio delle Proloco del quartiere del Piave e la Vallata, poi c'è un altro consorzio nel Valdobbiadenese, un altro nella zona del Vittoriese e anche nella zona del Bellunese, cioè tutto il territorio veneto è praticamente suddiviso in consorzi. Cioè noi abbiamo cominciato a dire alle Proloco, va bene ogni campanile. Io sono stato uno dei primi, io sono da Combai, per cui la Repubblica Indipendente per me è il centro del mondo. Dicono da Follina. Però dobbiamo anche dare un valore a questi campanili, e dare un valore vuol dire metterli assieme, e siamo riusciti, unica realtà a livello nazionale, proprio a organizzarci in consorzi e quindi obbligare le Proloco a lavorare assieme. Poi è chiaro che in questa prospettiva c'è chi lavora di più, chi lavora di meno. Noi abbiamo la fortuna in questo territorio, proprio martedì sera abbiamo fatto, il Presidente Roberto Franceschetta ha convocato l'assemblea annuale delle Proloco, l'abbiamo fatta a Casa Viezzer, che tutti conoscete, anche perché uno dei nostri impegni più importanti è una manifestazione che facciamo la seconda domenica di novembre, frutto di un sostegno sociale a favore delle case alloggio legate alla Fondazione Nostro Domani e anche altre case,
proprio perché oltre che di turismo e animazione noi crediamo molto anche sull'aspetto sociale del nostro impegno. E proprio là una proloco mi chiedeva, ma esistono realtà, cioè gli altri consorzi a livello veneto operano nello stesso modo? E purtroppo no, cioè ho dovuto dire, ma noi abbiamo proprio la fortuna in questo territorio di aver un gruppo di proloco organizzate non solo dal sottoscritto ma anche da tanti altri soggetti, da tanti altri attori, perché poi tra noi volontari le cose le fanno le persone, come in tutte le cose, sia dal Valdobbiadenese fino al Vittoriese, e una volontà forte di collaborare assieme. Un bel esempio, che è quello che citava prima Marco, è la Primavera del Prosecco. Io ricordo 22 anni fa, quando abbiamo cominciato a metterci assieme, sono state riunioni di fuoco. Oggi questa manifestazione che raggruppa, che l'anno scorso abbiamo collaborato con questo concorso fotografico, raggruppa in maniera molto forte tutte le manifestazioni sul vino, sul Prosecco, ma sugli altri vini del territorio. Oggi è diventato un evento enoturistico di grande importanza che chiama tantissime persone nel nostro territorio. Il Presidente Nardi diceva che le colline del Prosecco sono una destinazione turistica. Ecco, ancora non lo sono, ma il lavoro che dobbiamo fare assieme, e io sono d'accordo con lui, è proprio perché lo devono diventare. Noi il nostro piccolo contributo lo diamo, e penso che anche questi aspetti che oggi si tengono, di cui si parla oggi, cioè della valenza religiosa dei nostri territori, della nostra tradizione che fa parte della nostra storia, siano anche questo un elemento di valore che vanno messi sul piatto di una valorizzazione turistica del nostro territorio. Questa idea dell'apertura l'avevamo lanciata anche noi, fa piacere che venga realizzata quest'anno, di un sabato e una domenica, in cui anche tutti questi piccoli chiesette del nostro territorio, che sono tantissime, che hanno un valore enorme proprio di tradizione, possono essere aperte, possono essere visitabili. Noi su questo ci siamo anche nella collaborazione, e io poi ci credo poi in maniera particolare a queste cose qua, cioè, poi le vicende della vita vanno, ma io oggi ho rivisto volentieri e ho salutato, lo dico così anche proprio perché mi sento molto vicino, Don Giuseppe e Don Martino, che sono stati i miei prefetti in seminario, cioè, quindi, e dei quali dicevo proprio, io a Don Giuseppe ho un ricordo bellissimo, e sono valori che ti rimangono e che rimangono nel nostro cuore, nella nostra storia anche personale, per i quali vale la pena anche spendersi. Quindi noi come Proloco e anche personalmente siamo a disposizione. Grazie a Giovanni Follador. Avete visto la sintesi, la ricerca di rete, la collaborazione interna, nasce, no, i consorzi, l'UMPLI, che ha già fatto passi enormi dal punto di vista proprio della capacità di mettere in rete le proprie persone, le proprie competenze, le proprie sensibilità per il territorio. Un soggetto mix tra l'istituzionale e l'associativo, però con valenza economica importante, GAL, Alta Marca Trevigiana, il direttore Michele Genovese, nella concretezza di quello che è possibile fare insieme anche sui temi del turismo religioso. Grazie al direttore. Buonasera, grazie Marco per l'invito. Io porto appunto il punto di vista di chi si occupa di sviluppo locale. GAL sta per Gruppo di Azione Locale, ce ne sono 9 in Veneto, circa 2000 in Europa, e hanno la funzione di mettere insieme i soggetti che hanno a cuore lo sviluppo del territorio, gli enti pubblici, le parti economiche e sociali, per portare sul territorio i fondi dell'Unione Europea e per adottare anzitutto un approccio strategico, cioè avere un'idea di sviluppo. Ecco, è un lavoro
così molto appassionante, in questo nel GAI col presidente Carlet, nell'IPA con Stefano Soldan presidente, nel consorzio Bimpiave con Luciano Fregonese, tutto il consiglio direttivo. Ecco, è un lavoro che si fa con grande passione, che è anche molto in sintonia con quell'insegnamento della dottrina della Chiesa di donare, nel nostro piccolo, dare e donare se stessi per la ricerca del bene comune. Ecco, il GAL ha appena elaborato una strategia di sviluppo da qui al 2020, che è stata premiata dall'Unione Europea con un contributo di circa 5 milioni e 7, che attiverà investimenti per oltre 11 milioni di euro. Questa strategia è sintetizzata in un piano che si chiama con l'acronimo AMALE. La sigla sta per Alta, Marca, Landscape Emotion, cioè emozioni di paesaggio. Quindi il focus della strategia di sviluppo è puntare sul turismo emozionale, sul turismo esperienziale, perché chi viene nel nostro territorio, che non siamo quella destinazione turistica di massa, viene proprio per vivere un'esperienza, per tornarsene a casa con un patrimonio di vissuto. Abbiamo appunto la fortuna di avere un'offerta completa di turismo rurale, perché abbiamo enogastronomia, si mangia bene, abbiamo cultura, storia con i luoghi della Grande Guerra, possibilità di fare sport e anche luoghi di valenza naturale e paesaggistica. E questa offerta già completa di turismo rurale viene ora arricchita con una nuova perla, che è questo tematismo del turismo religioso, che quindi è un'altra motivazione per la visitazione turistica del territorio da parte appunto del pellegrino che viene nel nostro territorio anche con la motivazione di fare una sorta di vacanza dell'anima e di poter visitare i luoghi della fede. Ecco, la nostra strategia di sviluppo è definita proprio come priorità sviluppo di un turismo competitivo integrato con la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità, in primis il Prosecco Superiore, che ormai non è neanche più un prodotto, è un simbolo, è un'icona del Made in Italy, ha una grandissima capacità di traino e dà grande visibilità al nostro territorio. Prima, quando il presidente Nardi diceva ormai siamo una destinazione turistica, perché in giro per il mondo su Google, per guardare il nostro territorio, non digitano Altamarca o Treviso, digitano Prosecco come fosse una località geografica. Ecco, che c'è, ma non è quello il Prosecco di Trieste. Ecco. Per cui, ecco, Region of Prosecco Superiore, Prosecco Land o Garden of Venice sono proprio le parole chiave che ci danno una visibilità su scala mondiale. E il terzo tema è quello della valorizzazione del paesaggio candidato al più alto riconoscimento di patrimonio UNESCO dell'umanità. Ecco, i numeri ci dicono che questo territorio in questi anni sta crescendo più degli altri. Siamo dei nanetti perché rispetto al Veneto fa 62 milioni di presenze turistiche, metà sono su Venezia, la provincia di Treviso si sta avvicinando ai 2 milioni di presenze, quindi capite che i numeri sono assolutamente ridotti. Però il territorio in ambito provinciale e nei comprensori, l'area di Vittorio Veneto, del quartiere del Piave, di Valdobbiadene, sono quelle che hanno i più alti tassi di crescita. Il turismo è oggi una sorta di nostro petrolio che fa girare l'economia, perché se oggi in Veneto la spesa media del turista, quello che va a Bibione, a Caorle, è di 70 euro al giorno, il turista che viene da noi spende in media
sui 100 euro, con punte anche di 150 euro nel caso del turista enogastronomico che va a mangiare nel ristorante curato, che va poi a comprare in cantina le bottiglie di vino. Ecco, il territorio sta rispondendo bene, perché oggi nella DOCG praticamente l'80% delle cantine ha sviluppato l'accoglienza, la vendita diretta, una su 6 è anche attrezzata con quei posti letto di extra alberghiero, che quindi viene incontro anche a questa richiesta che dicevo prima di vivere un'esperienza. Ecco, per fare il salto di qualità dobbiamo lavorare su 2 versanti. Uno è quello della promozione unitaria, coordinata, integrata, cioè finita la stagione che ognuno si fa i suoi dépliant o pubblicizza solo se stesso. Dobbiamo proprio fare squadra, prendere come modello quello che ha fatto l'Umpli, che con la Primavera del Prosecco ha creato la più importante rassegna enologica del Veneto, con 17 mostre che sono un tutt'uno, con una loro immagine coordinata. Ecco, quello deve essere anche il modello per noi di una promozione integrata. Ultima battuta, l'altra cosa importante, lavorare sulla cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità. Ecco, da questo punto di vista l'iniziativa dei corsi di formazione realizzati in ambito dall'iniziativa dell'Istituto Beato Toniolo sono assolutamente in questa direzione, e questo appunto ci consente di poter dare ai nostri turisti un servizio di qualità. Grazie. Grazie ai nostri amici relatori di questa prima articolazione della terza sessione. Li salutiamo, avete capito che cosa vuol dire dal punto di vista cooperativistico, associativo e anche delle iniziative economiche fare rete anche insieme ai protagonisti del turismo religioso locale. Grazie a Innocente Nardi, Michele Genovese, Paola Pagotto, Giovanni Follador. In questo tempo invito a salire qui Luciano Fregonese, Gabriella Fauro, Roberto Fava e il dottor Torresan e Flaviano Torresan. Grazie. Anche per loro, mentre si avvicinano, visto che noi abbiamo un punto di riferimento, che vuol dire le 18:30 la messa nel Duomo, 7 del mese, devozione a Beato Toniolo, per ciascuno di loro io comincerei proprio dal presidente del consorzio BIM Piave di Treviso, Michele Genovese, sindaco di Valdobbiadene, che tra l'altro parla, lo dirà anche a nome del collega del BIM Piave di Belluno, ecco, su questo tema. Che cosa vuol dire le istituzioni locali che fanno rete anche sulla vicenda del turismo religioso, in base a quello che è già stato fatto, ma a quello che si potrà fare. Grazie. Grazie Marco. Buonasera. Oggi sono qui accompagnato da buona parte del consiglio direttivo del BIM Piave di Treviso, Mario Collet, sindaco di Follina, Stefano Soldan, sindaco di Pieve Soligo, Paolo Roma, sindaco di Ponte di Piave. Porto anche i saluti di Umberto Soccà, il presidente del BIM Piave di Belluno, e di tutti i 66 comuni bellunesi. Fare rete è un concetto che le istituzioni sempre più stanno sostenendo e supportando, e con le istituzioni anche gli enti consorzi che li rappresentano. Il BIM Piave di Treviso, nato ormai 61 anni fa, per merito di un'altra persona carismatica del nostro territorio, che è Francesco Fabbri, ha nel suo statuto un concetto molto semplice quanto importante e soprattutto duraturo nel tempo. Vale a dire che il consorzio di questi 34 comuni trevigiani si impegnano costantemente per sviluppare iniziative e attività a sostegno del benessere, del progresso economico e sociale delle persone che vivono nei territori di questi comuni. Ecco che qua mi ricollego a un altro concetto importante del turismo quale bene collettivo, e credo che il turismo religioso ne sia un esempio chiaro di quello che può portare per il benessere economico e sociale delle persone, sia come attività che possono nascere in maniera congiunta
con la promozione e lo sviluppo del turismo religioso, ma anche per un'importante funzione che ci porta a riflettere. Vale a dire che grazie a questo movimento che il BIM Piave vuole sostenere, continuare a sostenere, il progresso economico e sociale lo si ottiene anche per chi non ha un diretto ritorno da queste iniziative, da queste attività, ritorno economico, ma da tutte quelle persone che possono approcciarsi nel conoscere e riscoprire quello che è il patrimonio nel quale viviamo. Quindi il tema religioso è così diffuso e permeato in qualsiasi contesto delle nostre comunità che avere la possibilità di studiarlo per presentarlo al mondo, in realtà credo che il vero patrimonio che possiamo ricavare da questa esperienza è la riscoperta che noi stessi facciamo delle bellezze, della storia, della tradizione delle nostre comunità, che oggigiorno credo che abbiamo estremamente bisogno di riscoprire per capire da dove veniamo e qual è il nostro senso di appartenenza. Ecco che se non facciamo rete in queste iniziative non arriveremo mai da nessuna parte, perché qui non si tratta di fare rete per sostenere un'iniziativa, ma fare rete per proseguire ciò che in maniera lungimirante Francesco Fabbri per il BIM Piave, Toniolo nell'ambito religioso avevano già seminato. Probabilmente 50, 100, 200 anni fa forse era sufficiente una persona carismatica per portare avanti queste tematiche. Oggi non è più possibile, abbiamo bisogno di fare rete per sostenere quella che è la nostra tradizione e presentandola al mondo, in realtà riscoprendola noi stessi. Quindi grazie. Concetto di non sostenere un'iniziativa ma fare rete assieme. Gabriella Fauro, la dottoressa Fauro, è dirigente per lo sviluppo economico, sociale e culturale della provincia di Belluno, porta anche il senso della testimonianza di una collaborazione provincia-diocesi di Belluno, pensando soprattutto al fatto che c'è una immedesimazione geografica importante che anche favorisce questo. Grazie alla dottoressa Fauro. Grazie, buonasera a tutti. Credo che il modo più semplice per rispondere alla domanda del nostro coordinatore sia raccontare velocemente quella che è stata ed è l'esperienza appunto dei progetti di Tesori d'Arte e il Cammino delle Dolomiti che sono già stati citati negli interventi precedenti. Praticamente Tesori d'Arte è nato in un incontro svolto nel Vescovado di Belluno e promosso dall'allora vescovo Vincenzo Savio, e che ha messo intorno al tavolo ovviamente la diocesi, la provincia, la soprintendenza archeologica delle belle arti e del paesaggio, insieme al GAL 1, prima vi è stato spiegato cosa sono i GAL, e al diciamo, rappresentante della Fondazione Cari Verona. Praticamente da quell'incontro, da quello spunto di Sua Eccellenza il Vescovo, che partiva proprio dalle riflessioni che faceva adesso il Presidente Fregonese, cioè la necessità di far conoscere soprattutto innanzitutto ai cittadini della provincia di Belluno i tesori d'arte che ci sono nelle chiese del territorio, proprio per renderli consapevoli della ricchezza che hanno diciamo vicino e per riscoprire culturalmente, approfondire culturalmente la conoscenza innanzitutto quindi dei nostri cittadini. Il progetto di fatto da allora è partito, era il 2003, e è ancora in corso, nel senso che ha toccato tutti i territori della provincia di Belluno, della diocesi di Belluno e Feltre, e adesso si sta proseguendo nei territori della diocesi di Vittorio Veneto, e ha praticamente messo in evidenza una serie di itinerari con degli strumenti molto importanti
che sono delle guide, delle piccole guide per le visite, ma anche dei volumi monografici di una grossa valenza culturale, e che di fatto hanno avuto in questi anni un riscontro anche di visitatori, di turisti, soprattutto durante il periodo estivo, molto rilevante. Allora, il valore aggiunto di fatto del lavoro di rete è stato che nel coinvolgere i vari territori sono stati coinvolti poi tutti i comuni e le unioni montane, quindi sono cresciute anche le istituzioni che abbiamo coinvolto, ma soprattutto abbiamo coinvolto le associazioni di volontariato culturali del territorio, che sono state poi formate in particolare da Don Giacomo Mazzorana, permettete che lo citi perché è stato sicuramente una delle anime importanti del progetto, sono state proprio formate nella logica del corso che abbiamo sentito prima, è stato poi attivato alcuni anni fa, nella logica che questi giovani, perché è stato interessante perché ci sono stati anche molti giovani, riuscissero poi a presentare ai visitatori queste opere d'arte all'interno delle chiese, ma anche gli aspetti architettonici delle chiese stesse, in maniera diciamo chiara, consona, ma anche richiamando tutti quegli aspetti religiosi e spirituali che comunque sono alla base, insomma, di queste opere. Quindi il progetto, come dicevo, sta proseguendo, anche se il destino delle province non lo si conosce molto bene. Va detto però che dal punto di vista della competenza della cultura, la Regione Veneto ha comunque la posizione di lasciare le deleghe alle province su questo tema, quindi noi contiamo comunque di poter proseguire su queste attività. Considerato che tenete conto che comunque gran parte delle risorse economiche per la realizzazione di questi progetti sono di fatto derivate da, chiamiamole sponsorizzazioni, ho citato prima la Fondazione Cari Verona, ma soprattutto anche da fondi europei e fondi gestiti dai GAL. Analogo esperienza di fatto è stata quella del Cammino delle Dolomiti, partita qualche anno dopo, però sempre di fatto con una stretta collaborazione con la diocesi. Alla base di questo progetto c'è un nucleo di volontari e appassionati della montagna che ha disegnato, diciamo, questo percorso di 30 tappe ad anello che parte da San Vittore e torna a San Vittore e lungo il quale siamo riusciti a coinvolgere nel tempo 146 strutture ricettive di servizi e ristorative che aderiscono al progetto e che quindi sono state poi fidelizzate, diciamo, all'interno di questo marchio del cammino che poi vedete c'è anche all'interno di alcuni dépliant che trovate poi fuori, insomma. Mi fermo perché capisco. Grazie perché c'è il racconto di quello che è stato, certo, ma soprattutto anche la disponibilità, nonostante l'incertezza della vicenda provinciale, a capire che anche in futuro questa collaborazione si renderà possibile attorno a quei progetti che abbiamo già visto. Esatto. Provincia di Belluno, provincia di Treviso. Qui c'è una novità, tanto salutiamo e ringraziamo il consigliere delegato per la cultura e il turismo Roberto Fava, la novità OGD, che vuol dire organizzazione e gestione delle destinazioni. Una parola con la quale dovremo fare, come dire, maggior confidenza andando avanti. C'è questa novità, facciamo in modo che su questo ci possa essere anche un ragionamento che coinvolga il turismo religioso. La parola a Roberto Fava. Grazie Marco, grazie intanto perché anche tu sei testimone di quello che sono le province, essendoci stato fino a pochissimo tempo fa. No, io porto il saluto del Presidente, ovviamente, di tutto il Consiglio e anche di tutti i comuni, perché oggi le province rappresentano propriamente tutti i comuni, non sono più un ente che gli sta sopra, gli sta a fianco, proprio in tema di rappresentanza. Prima di parlare di OGD, però, mi hai stimolato con questa richiesta di essere qui, di cui ti ringrazio.
a fare un esercizio anche di ricerca di quello che c'è in provincia di Treviso a riguardo del turismo religioso, di che cosa muove anche la provincia in tema di turismo religioso. E come del resto tutta la regione siamo fortemente impregnati di una cultura religiosa che secondo me affonda proprio le radici nella storia stessa del popolo veneto. E facendo questo esercizio ho scoperto che è indissolubile il connubio tra turismo, quindi legato alla cultura e all'arte. Io rappresento cultura e turismo in provincia e quindi credo che la religione sia veramente la sintesi anche di questi due elementi. In provincia abbiamo dato i natali a 2 papi, magari tutti ricordiamo San Pio X che è di Riese, ma anche Benedetto XI che nacque a Treviso nel 1240. Abbiamo manifestazioni in tutti i paesi che si richiamano alla religione, che poi rappresentano proprio anche la cultura stessa di quel paese che le propone. E nell'analisi di quanti siti di interesse culturale e religioso abbiamo nella provincia di Treviso ho fatto anche veramente fatica a selezionarne, perché solo nella città di Treviso abbiamo il Duomo, il Tempio di San Nicolò, la Chiesa di San Francesco, il Santuario della Madonna Granda, che vanno citati, ma in tutti i paesi c'è Follina con l'Abbazia, che è veramente un esempio unico. Abbiamo il Duomo di Conegliano, a Motta il famoso santuario della Madonna dei Miracoli, a San Polo con la chiesa di San Giorgio, a Cornuda il santuario di Santa Vergine della Rocca, a Vedelago il santuario della Madonna del Caravaggio, a San Pietro di Feletto l'antica Pieve, la chiesa dei Templari di Ormelle, cioè sono cose. A Riese la chiesa natale di San Pio X e il museo, Castelfranco il Duomo e a Crespano il santuario della Madonna del Covolo. Ecco, ho citato questi perché in questo esercizio personale veramente ho scoperto esserne tantissimi siti. Parlando di OGD, che è quello per il quale tu mi chiedevi di fare un accenno, l'OGD risponde alla legge 11 regionale 2013, di cui poi il dottor Rosesan penso farà un accenno, che è la legge sulle destinazioni turistiche. Camera di Commercio, Comune di Treviso e Provincia di Treviso già dal 2014 hanno dato corso, sono i fondatori di questa OGD provinciale, che è stata poi riconosciuta dalla Regione e che oggi, andando in sintesi, vede associati insieme 66 comuni più 20 soggetti privati, per cui l'OGD ha il compito di mettere insieme pubblico e privato per tracciare il percorso turistico di tutta la provincia. Fondamentalmente l'OGD gestirà il 15% delle imposte di soggiorno degli enti locali insieme alle risorse di privati e destinerà questo 15%, destinerà il 15% di queste imposte di soggiorno al marketing turistico territoriale e il 10% agli uffici IAT. Quindi mettere insieme pubblico-privato e trovando anche le risorse. Purtroppo il precedente governo ha bloccato l'imposta di soggiorno mettendo un veto a nuove imposte ai comuni, per cui questa è una situazione che andrà sicuramente sviscerata, che si dovrà pur risolvere in qualche maniera e che però oggi, posso dirlo perché è cosa di 10 giorni fa, abbiamo finalmente finito un percorso di 2 anni che ha visto la nascita della cabina di regia, che è quell'organismo, che è una sorta di giunta di tutti questi elementi, di tutti questi soggetti, che deve iniziare, anzi che ha già iniziato per la verità, perché Camera di Commercio ha dato anche avvio all'adesione a un bando regionale che ha messo a disposizione dei fondi e quindi deve dare avvio appunto a questa progettualità turistica del nostro territorio. Esatto, in questo i soggetti privati sono numerosi, c'è da qui in avanti un'apertura importante a tutti quei soggetti che vorranno partecipare, perché veramente l'OGD deve essere il motore di tutto il turismo provinciale, per cui in questo il turismo religioso e tutti quei soggetti che vogliono promuovere anche il turismo religioso devono stare assolutamente all'interno anche dell'OGD. Chiudo perché le 6:30 si avvicinano e grazie. Avete capito anche la prospettiva che si apre, credo anche con le nostre realtà come l'Istituto Diocesano. Sì, prego. Come diceva la dottoressa, la Regione, anche se la delega al turismo come quella della cultura sono deleghe regionali, ha lasciato comunque alle province il compito della gestione delle OGD. Certo.
capite che ci sono spazi anche concreti dal punto di vista istituzionale in questa rete, guarda caso, che si apre, in cui anche il turismo religioso possa essere parte, no? Quindi rappresentato in una logica di rete con i soggetti amministrativi istituzionali. Quindi anche qui prospettiva ulteriore. È chiaro che la sintesi poi va a una dimensione regionale. Ringraziamo ancora il dottor Torresan per questa sua presenza e per la sintesi anche rispetto ai temi che ha posto. Ha visto la vitalità delle proposte, 2 diocesi insieme, il grande tema degli itinerari, che cosa la Regione sta pensando e se c'è uno spazio ulteriore per valorizzare i singoli dentro una rete regionale. A lei la parola, grazie. Grazie. Compito sicuramente improbo, ma non impossibile. A sto punto mancano 3 minuti, io parlerò per flash, cioè dirò i titoli degli argomenti che avrei trattato. Ad ogni argomento ovviamente c'è bisogno di un'esplosione, ma il tempo è tiranno. Parto dalla considerazione che ha fatto il nostro Presidente alla Borsa Internazionale del Turismo fatta una settimana fa a Milano, laddove ha ribadito il dato forte che è quello della prima regione in Italia come presenze turistiche, o con oltre 65 milioni di presenze. Devo dire che questo dato non ci deve assolutamente farci fermare, anzi è uno stimolo per andare avanti, perché siamo sicuri che se ci fermiamo i nostri competitor quali la Spagna, la Grecia, l'Istria e quant'altro sono lì pronti a combattere quello che è il nostro primato. Partiamo per fare questo da una mission, cioè voglio far capire in buona sostanza, per arrivare poi al turismo religioso, la Regione cosa sta facendo. La mission è quella importante di sostanzialmente arrivare a rivedere i prodotti maturi, rivitalizzarli, e a quella sostanzialmente di creare sempre di più nuovi prodotti e tra questi ovviamente si annovera il turismo religioso. La regola è sempre quella, è sempre più importante, che coinvolge ovviamente tutto il territorio, ed è quella della destagionalizzazione e della delocalizzazione. Noi agiamo con uno slogan che è ovviamente uno slogan che lo sentiamo sempre dagli uffici e come regola generale, che è quello molto semplice, molto efficace, che è questo: non solo Verona e Venezia, non solo luglio e agosto. Ed è evidente che da questo punto di vista i vari turismi, i turismi cosiddetti di nicchia, assumono un rilievo molto molto importante. Il rilievo è quello del coinvolgimento, come abbiamo sentito in questo tavolo più di qualche volta, del territorio. È fondamentale questa benzina, come è stata nominata, che sia accesa, che sia pronta, che sia disponibile su tutto il territorio. L'aspetto che ci che ci fa ben sperare per questo tipo di turismo, ovvero quello religioso, è l'aspetto relativo non solo all'aspetto culturale del restauro delle chiese, del patrimonio culturale religioso di questi edifici, ma è il sistema riferito ai cammini che si possono creare. Allora noi abbiamo sostanzialmente messo a rete, a proposito di rete, questi cammini, e questi percorsi sono stati fondamentali, perché poi per la regione ci si aspetta anche i fondi, la mamma regione che arriva con i fondi. Allora questi progetti sono stati in buona sostanza girati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un bando, per avere finanziamenti per mettere a sistema questi cammini, soprattutto dal punto di vista della accessibilità, un altro tema importante per quanto riguarda il turismo, ovvero renderlo accessibile a 360 gradi e quindi farlo fruire a tutti. Ecco, e quindi all'interno dei 5 percorsi, 4 percorsi riguardano la fede, e poi, notizia importante, è quello della creazione a livello centrale da parte del Ministero di un Atlante dei cammini. Ecco, e all'interno di questi cammini noi abbiamo proposto 4 cammini, di cui 3 cammini sono riferiti al tema della fede, tra cui peraltro anche il percorso della Romea Strata. Quindi quello che mi sento di dire è che Beato Toniolo, la Via di Santi, io l'ho proprio capito questa sera, in questa giornata, in questo convegno, è che secondo me è ormai un prodotto maturo, un prodotto che ha veramente attecchito nel territorio, che ha coinvolto e mosso
tutte i vari stakeholder presenti peraltro in questo tavolo, e che quindi non deve fare altro che continuare e mettersi in rete magari con altri percorsi e con altri tipi di turismo. Grazie. Grazie al dottor Toresan. Credo che davvero un premio innanzitutto a tutti voi per la pazienza, per la fedeltà. Ringraziamo in particolare Sua Eccellenza e Don Gian Matteo Caputo, che sono qui fino all'ultimo istante. Se dovessimo dire innanzitutto il grazie a Luciano Fregonese, a Roberto Fava, Gabriella Fauro e Flaviano Toresan per questa ulteriore sessione quei dati istituzionali. Se dovessimo dire una parola conclusioni, anzi da qui si apre un percorso, non ci sono conclusioni da trarre. Credo che l'importanza della giornata di oggi sia quella di aver messo a tema una consapevolezza pubblica, il senso di qualcosa che molto probabilmente in tanto immaginario non esisteva, ma che esiste, che oggi ha voluto anche comunicare quello che c'era, perché ha atteso pazientemente un lavoro di alcuni anni, relazioni intessute, capacità di sintesi, sinergie, una consapevolezza matura attorno ai temi di un amore al territorio che si sviluppa anche a partire dalla dimensione religiosa. E allora, da questo punto di vista, anche, come dire, rispetto alle osservazioni della Regione Veneto, noi ci siamo, continuiamo con questa consapevolezza, vorrei dire, rafforziamo il lavoro di rete con tutti gli stakeholders, con tutti i soggetti protagonisti del territorio, facciamo sì che questa dimensione di sinergia diventi, come dire, il meccanismo vitale, il carattere distintivo, il motivo per cui assieme si fa davvero, si raggiunge l'idea della promozione del territorio, si raggiunge l'idea di uno sviluppo, di un benessere, di un qualcosa in più, come abbiamo scritto, a favore delle nostre comunità. Quindi riparte una sfida, l'approfondiremo proprio sul tema dei contenuti concreti, dei possibili sviluppi, dei possibili finanziamenti, di un qualcosa che vada nell'ottica anche eventualmente di un riconoscimento, che so, anche dal punto di vista normativo, del tema degli operatori culturali, perché sono dentro una dinamica di accoglienza, di valorizzazione di beni e di realtà che a tutti appartengono. Quindi grazie ancora a tutti i relatori, a tutti voi, e ci diamo appuntamento sicuramente per tante altre cose che abbiamo nel frattempo, dal corso operatori culturali in esterna, altre iniziative che ci sono sul territorio di apertura delle chiese, ma soprattutto ancora in più, come Beato Tonino Levi Santi, tra 6 mesi, esattamente qui, il 7 ottobre, per la serata finale della seconda edizione del premio Giuseppe Toniolo. Grazie e tantissimi auguri a tutti.